Amici bellini. Sì. Sì. Fragili mentalmente. Dai, perché dai. Voi ragazzi sappiate che io vi voglio bene, che vi ho voluto bene, questa è l'ultima live del mondo, vi voglio bene. La musica troppo esagerata, Cala Merlino, ve lo ricordate? Cala Merlino, Anacleto pure è un personaggio che dovremmo arrostare, ecco qua, Anacleto vicino a noi, che ci protegge perché non abbiamo demme, e quindi chi ci deve proteggere se non Anacleto? Ok, questo è quanto, si fa live, non vi posso leggere perché sapete ovviamente lo spoiler, il leggero ritardo e tutte le cose così, però a fine primo tempo facciamo un primo commento insieme. Voi lasciate i like, non mi abbandonate oggi, e vi voglio bene. Vedo Gabriele, vedo Polli, vedo Falco, vedo Massimo, vedo Pablox, vedo Andy, e vedo Giovanni alla grande. Grazie Giovanni mio, che poi non è Lollino ma è Giovanni mio alla grande. Lo amo un momento il Anacleto, vediamo che c'è Mertens, ma Mertens non c'è. Il grande Tore Falanga anche non si fa mancare niente. Non spoilerate, no amico mio, ma sarà ancora diverso, possono anche spoilerare, ma la mia faccia è qua, io guardo i commenti e vi vedo e siete bellini, qua io guardo la partita, quindi praticamente toglierò tutto. Voi potete anche scrivere quello che volete, ve la vedete con i moderatori, i moderatori hanno carta bianca e ci si pulisca, diceva il film di Totò, che potete anche scrivere. Buonasera a tutti, ciao Losco, ciao Mucedil, ragazzi, ci siamo quasi, mancano 5 minuti, quindi mi posso anche leggere un paio di messaggini. Te la rischi? Sì, ma sai perché Massimo? Non è che me la rischio, alla fine ci ho pensato, che cambia? Il Napoli non è che dice sta vincendo tutte le partite e tu improvvisamente rischi la maglietta là dietro, fai una cosa nuova, la scaramanzia. Non c'è niente. Sì, praticamente, ovviamente la live reaction post partita non ci sarà dopo, ovviamente, perché c'è tutto un lavoro di editing. Probabilmente, se merita, vedremo, magari domani mattina faccio uscire gli highlights veri e propri della stessa reaction, quindi chi non avrà tempo ovviamente può andare a vedere il resumé, un riassuntino di quello che è. Grazie amico mio, chissà se ci riusciamo, non so nemmeno se sarà telecronaca vera e propria, credo. Ciao Walter. I moderatori, alcuni sì, alcuni no, Losco, sono bellissimi i moderatori, gli amici bellini, gli amici bellissimi, e ci si pulisca la Juve. Quindi ragazzi, vi ripeto, dopo ovviamente andiamo a ruota e facciamo anche il post partita, per chi non avrà tempo di guardarselo, o per chi come me alla fine se la deve guardare bene e non può seguire a me, ma capisco tu, anzi capisco proprio. Voi lasciate un like e andatevene e poi tornate dopo e ci facciamo il post partita insieme. Stefano, buonasera. Giuseppe Casolaro, Solo Football. Falco c'ha multitasking incorporato, la vede, modera, fa tutto quello che deve fare, ovviamente. Eccola là, multitasking, ecco qua. Anacleto, aiutaci tu. Anacleto può essere il nuovo. Maronna, mi sa viorato, ragazzi. I musicisti che stanno passando su questo canale, voi non avete proprio idea dei musicisti che stanno passando su questo canale. Professionismo, mamma mia. Va bene, mancano 3 minuti, quindi a voi da New York, Valero Food è tutto, ce ne andiamo, ho anche pronti gli snack salutari, così. Ciro Ascione,
Ciro è anche un nome importante. Passiamo se vinciamo o se pareggiamo con tanti gol di scarto. Marco Aveta, titolarità di Osimhen, importantissimo, sono rimasto l'unico al mondo a chiamarlo Osimhen, parliamo anche di questo. Vediamo Federico, anche questo lo devo valutare, amico mio, vediamo, sto ragionando su tutto. Hanno inquadrato Bobotta ed era sereno, e su questo messaggio saluto anche Alfo e Pino Stracandido. Carica ragazzi, chiudo tutto e andiamo in campo, perché dobbiamo assolutamente andare in campo, vi voglio bene. Aspetta, fammi togliere questo messaggino. Sì, lasciate un like bellino, il banner si può far partire, è questo qua, perché questo è lo score, ragazzi miei, vi voglio bene, perché Dio ce la mandi buono, perché ci vuole anche un po' di aiuto di Dio, cioè, senza dubbio ci vuole anche quello. Quindi togliamo la musica da mezzo, cioè la musica può rimanere in sottofondo, ma non così. Il Ciucchi, vedo il Ciucchi che raccoglie l'erba, la bacia. Ci sarà molto da bere, ci sarà da andare in bagno, da fare pipì e tutte le cose così. Se mai già appiccia una sigaretta toglierò tutto da mezzo, perché non voglio farvelo vedere, non è bene per i bambini, ma è difficile smettere di fumare quando c'è il Napoli in campo, ma ci sto lavorando sicuramente. Togliamo questo da mezzo e che Dio ce la mandi buona, ragazzi. La formazione è quella che è, ma al di là della formazione abbiamo il tacchino pronto. Al di là della formazione, ragazzi, è l'idea di gioco, non deve essere tanto la formazione 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-4-3, non ha importanza, l'idea di gioco, cioè abbiamo Osimhen, abbiamo Lozano, facciamo qualche lancio. Il mio auspicio è di fare qualche lancio lungo e aggredire la seconda palla, inquadrato Insigne, molto bene. Vediamo se riusciamo ad aggredire qualche seconda palla, perché l'Atalanta è aggredibile assolutamente. Abbiamo Zielinski, abbiamo Elmas, quindi qualcuno che tocca bene il pallone ci sta. C'è Yusai a sinistra, però magari Yusai a sinistra con Insigne piuttosto che Lozano, forse un pochino meglio. Speriamo bene, è inutile fare previsioni così, noi guardiamo la partita e mentre la guardiamo analizziamo, perché è inutile fare discorsi preventivi. Le difese preventive vanno fatte, ma i discorsi preventivi no. I discorsi preventivi lasciano il tempo che trovano. Sutalo, c'è Sutalo a destra o a sinistra con Gosens a destra, questo lo vedremo. Importante l'assenza di Romero, torna Freuler De Roon che è importante, Pessina, e se la gioca anche questa volta Gasperini con un Ilicic che entrerà nella ripresa insieme ai vari Miranchuk, Malinowski eccetera, Lammers, che possono entrare nella ripresa. Sorriso di Insigne vicino a Toloi è alto una Vigorsol, ma non ha importanza. Federico Lapenna sorride, Raffaele Pugliese, quanto sei bello, questo va a finire che me lo stavo per perdere. Grazie amico mio, grazie infinite amico mio, tutto recupererò dopo, mamma mia, grande anche Lino, ragazzi, recupererò dopo tutto il vostro supporto. I moderatori si iscriveranno tutto, se mi perdo qualche supporto vi ringrazierò a fine primo tempo, perché meritate tutto il ringraziamento. Voi tenete in piedi questo canale con il vostro supporto incredibile, quindi yes, grazie mille. Quindi se guardo ogni tanto mi compare anche questa cosa qua, perché i potenti mezzi, il coach Gennaro Gattuso, per ore è ancora lui, quindi andiamo. Inquadrato Zappatone, abbiamo avuto il Forza Napoli, ve lo dico, è partito il Forza Napoli da parte di Jorge Chavez, il giornalista colombiano che avete conosciuto nella premiere quando è stato ieri, l'altro ieri, non mi ricordo come mi chiama, è impossibile ricordarsi. Inquadrato anche il Gasp. Speriamo in un buon Bakayoko, perché sarà lui vertice centrale, bisogna fare di necessità virtù, perché Demme non le può giocare tutte, lo capisco.
Ricordiamoci che c'è la Juve e ricordiamoci che Gattuso ha detto no, ma noi a Coppa Italia sono partiti, attenzione, sono partiti, con calma, e vediamo un pochino. Subito un lancio per nessuno, la controlla uscire Maksimovic. Vediamo un po'. Yusai, non sia mai. Bevi, però non bere troppo perché poi devi andare a fare la pipì, ma oggi è tutto live, quindi lo capiremo se dobbiamo andare a fare la pipì e voi lo capirete. Vari rimpalli di testa, adesso la palla finisce a Muriel, inseguito da Elmas, e ora è Gosens confermato sulla sinistra che la mette subito al centro. Rachmani, serve ora Di Lorenzo, aggredito, bravo Di Lorenzo che subisce fallo su Muriel, chiede scusa Muriel, fair play. Bravo Di Lorenzo, freddo, Atalanta subito aggressiva, però Di Lorenzo è stato bravissimo e si prende un piccolo pestino, niente di grave. Ecco, questa è una chiave, ci sarà questo Bakayoko in versione vertice basso, quindi la regia non di grande qualità, si può dire subito. E qui possiamo parlare con Gattuso, dice ma allora lo botta niente, cioè non può proprio, tu hai detto che Bobotta è vertice centrale, però evidentemente anche la fisicità è importante contro questi Madonna. Non fa niente, vediamo, magari avrà ragione lui, magari avremo qualcosa da rimproverargli. Il lancio di Di Lorenzo intercettato, ma recupera ancora Di Lorenzo, ora è Rachmani per Ospina. Ragazzi, meno fazzoletto, vi prego, meno fazzoletto oggi, che non ce la faccio. Il lancio di Yusai verso Osimhen, questa è una delle varianti, un po' di lancio sulle punte perché si può fare, perché Osimhen se parte titolare vuol dire che sta meglio, non starà al 100% ma la forma la recupererà ad un certo punto. E vediamo bene, siamo tanto dentro o fuori, non è che o dentro o fuori, questa non è una partita che può finire in parità, oddio potrebbe finire in parità ma è buono se finisce con tanti gol di scarto. Vediamo il Lozano, subito il cross al centro, arriva Insigne, il tiro leggermente a lato, ma diciamo una prima occasione per Insigne l'abbiamo avuta, che ha tagliato tutta l'area ed è arrivato praticamente sul primo palo. Tiro di Insigne, giusto per scaldare gli scarpini, va bene. Voglio vedere la corsa di Osimhen, devo vedere che tipo di corsa ha e come ci stiamo difendendo in fase difensiva, con il 4-1-4-1 ovviamente. Vediamo un po'. L'Atalanta cerca spazi su Gosens, è costretto ad indietreggiare un pochino Lozano, ora è Bakayoko che si destreggia abbastanza bene a centrocampo, Elmas per Di Lorenzo, Baca, un po' di rischio per Baca che comunque continua ad avere il pallone ed è fallo laterale. Un po' di rischio. Ah no, ha chiamato il fallo, ok. Un po' di rischio ci sta, non è che non ci sta. Devo spegnere tutti. Grande, mi ha scritto ancora Orge, grandissimo Orge. Troppi rumori? Abbassa la musica. Ok, benissimo, grazie Falco, pensavo fosse di meno. Fammi sapere se adesso va meglio, l'ho quasi tolta praticamente, passiamo un pochino qua. Ah, ho capito, sì, scusatemi, era troppo esagerato. Adesso va meglio, benissimo. Sono gli inconvenienti per evitare che poi si sente pure delle cronache, eccetera. No, ma va bene, va tutto bene. Potremmo pure lo sta fragile mentalmente del sottofondo, non è un problema, però
Va bene così. Attenzione all'Atalanta, ora che prova con Gosens, c'è un cross immediato al centro, ribatte Maksimovic, ribatte 2 volte su Muriel, ancora un tiro che colpisce un giocatore dell'Atalanta che era però in fuorigioco, ma il Napoli riconquista il pallone e cerca di liberare l'aria. Ci sono stati un paio di rimpalli. Ancora più bassa? Penso che mo ci siamo, fammi sapere. Possiamo abbassarla un altro po'. Ok. Scusate. Signori, scusate, ma i limoni a quanto? A quanto li vendiamo questi limoni? Una cosa sono i limoni e una cosa sono le arance. Io mangio molte arance, diceva il mio amico Potito. Perfetto, ok, grazie Falco, ti ringrazio tantissimo, sempre di vedetta. Mi hanno insegnato che le arance le devi tagliare da una parte e dall'altra, poi dopo fai un taglio verticale, non lo so. Di Lorenzo sulla fascia destra, si ferma, c'è Gosens davanti a lui, attenzione Lozano, buono lo scambio con Elmas, ora il lancio di Zielinski per Lozano che aggredisce, viene spinto e c'è l'ammonizione, il solito distributore di cartellini gialli Lozano, spinto con braccio largo Palomino, bravissimo il Ciuchi, fallo netto, anticipa e viene buttato a terra, mano, piede, non si capisce niente, quindi bene così, abbiamo un calcio di punizione in zona d'attacco, vediamo un pochino, va Zielinski sul pallone, non è una posizione molto defilata, non è una posizione dove puoi tirare direttamente in porta, però sai, magari verso la porta con qualcuno che fa una deviazione volante, una cosa bellina che cambia, che praticamente tutto YouTube Italia se ne cade, non lo so, vediamo un pochino. E non siamo molto, di solito parte il lancio di Zielinski, anticipato Osimhen, Insigne di sinistro, Maronna Mino Carmen, non lontano dalla porta, difesa da Gollini, vediamo il controllo, il tiro, non male, di collo pieno, collo piede o collo pieno, non lo so come si dice in gergo, collo piene, collo piedo, potrebbe essere anche collo piedo. Ok, ci segniamo anche questa occasione, questa magari è un'occasione un poco più rispetto a quella di prima, comunque Insigne mi sembra in partita, Insigne, Osimhen di testa, la spizza per Elmas si guarda intorno, arriva Di Lorenzo ancora per Elmas, scambiano i due, Di Lorenzo verso Osimhen che protegge il pallone, viene buttato a terra, non chiama niente. Osimhen, ti devi calmare perché Osimhen è molto nervoso, ragazzi, in tutte le sue reazioni rischia di far innervosire l'arbitro. Ti devi calmare, fratello mio caro, sei troppo nervoso e questa è una cosa su cui lui deve lavorare. Ci poteva stare il fallo, ma poteva anche non esserci, siamo in Italia, gli arbitri sono particolari, ti devi calmare. Intercetta per un attimo Insigne, ma la palla torna all'Atalanta. Siamo sul centrocampo, ora è Zapata che controlla, si gira, serve Floirer che serve Gosens. Avanza ora Muriel sulla tre quarti, gli si pone davanti Bakayoko, il cross, attenzione ancora Muriel in aria pericolosamente, non fate fallo, buttate via questo pallone. Ok. Deviazione che finisce tra le braccia di Ospina che cerca il lancio lungo per Osimhen. Questa è pure sempre una cosa che lo sappiamo. Ottimo intervento in difesa. Però questa è una cosa che si deve provare perché loro accettano l'1 contro 1 e quindi va bene così. C'è stato un po' di cacciare in aria, ma ci siamo chiusi bene senza fare fallo. Siamo un po' schiacciati, però siamo corti. Ora è Muriel un po' defilato sulla sinistra, cambia versante, ora al centro, la palla arriva a Zapata che ha un po' troppo spazio e prova il tiro dalla distanza. Mamma mia che botta, bellissimo gol di Zapata,
Troppo spazio per Zapata, l'è venuto a prendere tra le linee, troppo spazio, nessuno l'ha seguito. Vedremo replay. Zapatone, il colombiano. E perché i colombiani? Fa pure così, giustamente. Guardala, solissimo, ma qualcuno gli deve andare incontro, ma non lo so se deve essere... Vedi, qua non va bene, perché Yusai che dice non ci devo andare io, Zelinski e Bakayoko dice non ci devo andare io, qualcuno ci deve andare. Non può Zapata da solo tirare senza mai essere contrastato, non può mai tirare così da solo in libertà. Però c'è sempre questo fatto, vai chi, vai tu, tutti che si guardano e nessuno che si prende responsabilità, che è un po' il leitmotiv di questa stagione. Va bene. Io sento anche dei rumori là fuori, ma non fa niente. Vediamo come reagiscono mentalmente. Se il gol li abbatte. Oppure se abbiamo una reazione. Gosens se ne va sulla sinistra, il cross, Ospina, palla dall'altra parte per l'altro terzino, ancora anticipato, Ospina, ok, anticipo di Lorenzo su Gosens, di testa, Ospina la blocca a terra. Dai ragazzi, cazzo! Vabbè, è inutile dirlo a posteriori, ma quella è proprio una zona dove ha tirato Zapata, dove ci arrivava Demme. Ma per forza, perché il dinamismo, no? Il dinamismo di uno che ogni tanto ti viene a dare una mano nei buchi che si creano, chi ci doveva andare là? Demme, oppure Bakayoko, oppure in copertura Zielinski, non lo so, la devo rivedere tutta per essere sicuro dei movimenti non fatti. Oppure il difensore che lo sta seguendo Zapata lo devi seguire, molla la linea, non lo so, faccio delle ipotesi. Di Lorenzo. Floyer lo blocca in fallo laterale. È come amare che sta arancia, è come amara. Gli aranci maschi, li sapete gli aranci maschi? Lancio di Lorenzo per nessuno. Ora io sto dicendo, è chiaro, il lancio, attaccare le seconde palle avendo Osimhen, sì, ma li dovete fare bene. Non siete neanche abituati a fare i lanci, perché non siete abituati. Vediamo che succede. Cade morto qualcuno là. Chi è? Maximovic. Zapata chiede scusa, che cos'è? Una gomitata, diciamo, sul petto, in bocca, non lo so. Guarda, un po' si ferma, lo stava inseguendo Zielinski, ma si ferma, e poi c'è questa cosa con le mani, dice, vai tu, guarda, pure Maximovic, vai tu, cioè ognuno che scarica la responsabilità. Ah già, dobbiamo aggiornare lo score, è chiaro, ma figurate. Figuriamoci. Elmas. Zapata. Grazie Rituccia. È troppo difficile. È un periodo troppo difficile. Da tutte le parti. Giocatori fragili mentalmente che non si prendono responsabilità, che si accusano tra di loro. Questa è una cosa che Gattuso l'ha detto l'anno scorso. Osimhen lotta a centrocampo, dai, buona resistenza, e lo buttano comunque a terra. Il lancio inutile per il portiere perché Lozano era in ritardo. Osimhen a terra, non so se ha fischiato, perché non sento i fischi, non ha fischiato niente, ma buttano la palla fuori. Non posso sentire i fischi perché se metto la telecronaca è stata buona marò. Non ho capito piede, cose, vabbè. Comunque niente, dovrebbe essere niente di grave.
Palla restituita all'Atalanta. Zapata ha capito che si deve mettere tra le linee per ricevere palla indisturbato e ora il cross anticipato Muriel da Rachmani, ma c'è solissimo Gosens che la rimette per Zapata. Bellissimo gol dell'Atalanta, applausi dall'Atalanta. È di facile lettura, oramai si è capito benissimo che tra le linee non c'è filtro, non c'è alcun filtro, perché Bakayoko è mollo e non riesce a star dietro alle cose. E aggiorniamo subito stavolta lo score. Bellissimo l'1-2 e il gol è di Pessina. Pigliamo l'imbarcata, così su assist di Zapata. 1-2, difficilissimo da bloccare. Così prendiamo l'imbarcata. Palo gol simile a quello là che ha segnato Pandev l'altra volta, portiere spiazzato, molto bene, va benissimo, non c'è proprio niente da fare. Il periodo è talmente grave che qualunque decisione tu prendi è quella sbagliata, ma vediamo un pochino se il Napoli riesce ad arginare questa cosa, perché loro continuano ad attaccare, mica si chiudono. L'Atalanta non è la squadra che si mette su 2-0 e ti aspetta. L'Atalanta ti continua ad attaccare finché non finisce la partita. Bravo Di Lorenzo su questo contrasto. Ora è Lozano inseguito da due di loro perché raddoppiano, ha preso il fallo. Bravo Lozano. Vorrei solo ricordare ai gentili ospiti, lasciate un like per le arance, che ricordatevi che i like non sono per il Napoli ma sono per me, che sto facendo questa cosa per voi, ma non cambia nulla. No, vorrei solo ricordare che l'Atalanta è arrivata sul 3-0 contro il Torino ed è stata capace di prendere 3 gol dal Torino, che non è notoriamente una squadra che segna molto. Quindi non esiste il deprimersi e l'arrendersi e dice mo come facciamo. Si può fare, nel calcio si può fare. Devo vedere la reazione, però devo vedere un gol fatto subito, perché se non siamo stati in grado con il Genoa, figurati con l'Atalanta. Però sai, loro se le prendono dei rischi, quindi attaccare, testa bassa, attaccare, provarci, rispettare le consegne. Ora c'è Yusai con Zielinski da quella parte, palla che passa per Bakayoko. Bakayoko regista sarà il problema di questa partita, perché non hai qualità per fare il giro palla, devi lanciarla subito. Lozano prova, continua a essere spinto, ma questa volta non c'è niente. Uno poi dice metta Bobotta, ma è naturale, lo dici pure. Dem non puoi giocare e tu stai giocando con Bakayoko, vertice centrale, basso. Che tipo di qualità puoi pensare di avere? Che tipo di velocità e dinamicità puoi pensare di avere? Non lo so. In questo momento però io vedo più a 2, vedo uno Zielinski un po' più avanti, adesso sta cambiando, c'è Zielinski che si va a prendere il pallone, c'è Elmas spostato di qua, c'è confusione tattica incredibile, perché in questo momento non è né 4-2-3-1 con Bakayoko ed Elmas con Zielinski avanti, se Zielinski che si è venuto a prendere il pallone. Sono messi in campo malissimo in questo momento. Osimhen lotta sulla linea del fallo laterale, viene messo a terra di nuovo e si prende questione. Ti devi calmare, amico mio. Se non ti calmi ti buttano fuori per proteste. Ti buttano fuori per proteste. Se non ti calmi, questa è la Serie A, non funziona così. Non va bene. A centrocampo ora è Bakayoko che lotta presso a 2-3 di loro, viene spinto,
Non è facile togliergli il pallone a Bakayoko, il problema è quando lo deve recuperare lui. Lui si mette davanti al pallone quando ce l'ha e anche nella lentezza è difficile toglierglielo. Non è che... Però la qualità poi dopo dove la trovi? Dove la peschi? Ospina in possesso di palla, serve Bakayoko. Lancio in verticale di Bakayoko per Osimhen, difficile il controllo perché era un lancio di sfaccimma. Maksimovic un po' in affanno, lancio lungo verso Lozano che con un tacco volante serve Osimhen, bellissimo, ancora buttato a terra. Voglio che stia la partita, quindi mettiti l'anima in pace. Questi picchiano, ti abbracciano, picchiano, ti spingono, quindi mettiti l'anima in pace. Questa è l'Atalanta, non aspettarti niente di diverso, niente di diverso assolutamente. Ancora uno scontro con Palomino, stavolta il fallo è al contrario. Si prosegue. Cioè nel secondo tempo praticamente dovrai entrare Petagna insieme ad Osimhen, ti devi mettere almeno a 2 punte. Non mi convince sto centrocampo qua, non mi convince proprio. Osimhen ancora a terra, l'arbitro non chiama niente. Bakayoko male proprio, con quei piedacci. Il retropassaggio fatto male. Malissimo. Malissimo. Attenzione, ho avuto una notifica, quindi penso che devo ringraziare qualcuno che non ho visto. Davide. Penso che devo ringraziare Davide, ragazzi. Ringrazio Davide. Grazie. Poi dopo recupererò tutto, a chiunque abbia donato nel primo tempo, a chiunque stia supportando via PayPal e via Super Chat, recupero tutto a fine primo tempo e vi ringrazio, ragazzi miei, grazie, perché sono momenti di grave crisi intellettuale, culturale, fisica, musicale, è crisi totale, è crisi totalissima. Lancio di Ospina, ribatte la difesa, recupera palla Elmas. Questo ci sta, questo è quello che tu puoi fare in questi casi. Perché il giro palla dal basso con Bakayoko, scordatelo. E infatti Ospina, vedi, esce fuori dall'area e serve lui Yusai, perché non si può fare, ragazzi. Questi ti pressano, perdi palla e prendi un altro gol. Non si può fare. Si ritorna ad Ospina, che esce dall'area e serve il terzino. Non si può fare. Di Lorenzo avanza un pochino, lancia in verticale verso Zielinski che la stoppa bene a seguire. Zielinski, il cross al centro verso Osimhen, arriva al rimorchio Insigne, c'è il calcio d'angolo. Ancora Insigne al rimorchio, ancora un tiro, sembra il più pericoloso dei nostri a oggi, a oggi. Tiro un po' strozzato però deviato. Insigne taglia, non resta largo, taglia verso il centro per riempire l'area, questo è buono. E ora calcio d'angolo per il Napoli. Insigne chiama uno schema, alza la mano, vediamo un po' che short, pallone molto verso la porta, attenzione Osimhen, il controllo, lancia verso Elmas ma viene anticipato da Muriel e parte il contropiede
c'è il cartellino giallo per Yusai, si mette davanti all'avversario. Non lo so, continuava la corsa, non è che si è fermato con ostruzione, ma ci può stare, fatemi rivedere il replay. Avversario che lancia il pallone e prova ad autolanciarsi, Yusai fa proprio così e si mette davanti, quindi il cartellino giallo ci sta tutto. Per il terzino albanese, niente da dire, che ferma un'azione pericolosa, un fallo tattico, ci sta. Ci sta, ci sta. Muriel aggancia, arriva Gosens in corsa, nessuno lo contrasta, ancora un cross di Gosens, Rachmani in affanno ribatte, ancora Gosens e ancora prova un cross, stavolta direttamente sul fondo, si lamenta per un contatto Gosens con Elmas, vediamo un pochino, Elmas spinge un pochino, ci poteva anche stare. Ci poteva anche stare, perché nella mia telecronaca non c'è disonestà, non ci sarà mai. Non ci sarà mai. Non ci sarà mai. Zielinski prova il lancio verso Insigne, male proprio. Brutta gara, brutta gara da parte del Napoli finora. Siamo al 26esimo e 37 secondi. L'Atalanta mi sembra in pieno controllo. Buon recupero di Lozano, che se ne va con un dribbling. Lozano, sei l'unico al mondo in questa squadra. Sei l'unico giocatore che fa la differenza in questa squadra in questo momento, che può creare la superiorità numerica, è l'unico. È l'unico. Rimessa laterale, nessuno si muove, questo è un altro tema, nessuno che si fa vedere perché adesso c'è la paura, nessuno si prende la responsabilità, dammela a me, nessuno, mai. Yusai torna indietro da Maksimovic, ancora Yusai, ancora indietro da Maksimovic. Non c'è spazio, non puoi pensare che Yusai ti punti l'uomo, quindi si torna indietro da Maksimovic. Rachmani verso Di Lorenzo, che torna indietro stavolta da Bakayoko, che prova a servire di sinistro Insigne. Insigne cerca il lancio verso a metà tra Lozano e Osimhen. Questa è la verticalità richiesta da Gattuso ed anche da me, però dobbiamo essere più precisi a farla. Non deve essere una verticalità raffazzonata e, come si dice, frenetica. Maksimovic di testa, ora è Bakayoko. Napoli guadagna una rimessa laterale nella zona di Gattuso. Io lo so, cioè se qualcuno di voi spegne la televisione, io vi capisco, cioè io non ce la faccio, ok? Perché sono tifoso fino al midollo, mi sono guardato le imbarcate, mi sono guardato la Serie C, ero allo stadio in Serie B abbonato, eccetera, eccetera, quindi fino alla fine si guardano le partite. Però se voi di fronte a uno spettacolo così pietoso chiudete tutto, non vi riesco a biasimare più. Non vi riesco a biasimare più. È troppa la differenza. Guarda là. La differenza rispetto a inizio stagione, dove eravamo brillanti, dove le cose ci andavano bene, mamma mia. Ancora un fallo laterale, ancora Di Lorenzo con la palla, serve verso Rachmani che controlla e serve Zielinski. Zielinski, il controllo orientato, si gira. Zielinski è costretto a tornare indietro verso Maksimovic. Maksimovic allarga verso Yusai che guarderà verso il centro. Ecco giustamente Bakayoko, verticalizzazione per Insigne, ora Elmas, ancora Bakayoko. Il Napoli fa girare meglio il pallone in questo momento. Di Lorenzo dalla tre quarti, non la lancia, riparte da Rachmani.
che si appoggia a Maksimovic, Insigne va a prendersi il pallone, Maksimovic non gliela dà e allarga verso Di Lorenzo, anche questo va bene. Elmas in possesso di palla, serve Zielinski, cerca un dribbling, Zielinski tredilo, triplicato, ma recupera il pallone, bravo Zielinski. Mamma mia, ha fatto tatà. Sapete quando si fa tatà? Quando la palla, mentre la stai per colpire col destro, ti rimbalza sul sinistro e quindi tatà. Sapete come si diceva nei giardinetti? Tatà, o si strunz o non sai giocare. Visto che non sai giocare, non si può dire a Zielinski, perché è un giocatore dalla tecnica sopraffina, sa da dicere si strunz. Con caparbietà, tra tre di loro aveva recuperato il pallone, ha fatto tatà. Non lo so se sapete, se utilizzavate questo termine. In villa comunale noi lo facevamo sempre, con Super Sand, si fa tatà, o si strunz o non sai giocare. E mi rivolgo ad Angioletto. Lancio lungo verso Sutalo, che lo su Cutalo. Ora è Maksimovic che lotta con Zapata. Zapata si mette davanti e Maksimovic improvvisamente diventa il pulcino del Napoli Primavera, perché Zapata... Mamma mia! Mamma mia, ragazzi, che schifo. Che schifo. Ancora un fallo laterale in zona d'attacco. Osimhen libera, aiuta i compagni in difesa. Ancora un colpo di testa di Rachmani, batti e ribatti. Osimhen ancora prende un sacco di botte, ma sono botte di gioco, botte regolari, botte, diciamo, non è niente di illecito. Ora è Gosens col possesso di palla, gioca bene tra le linee l'Atalanta. Ora il cambio di gioco di Freuler. Atalanta in completo controllo, verticalizzazione. Ora è Muriel, interviene bene Bakayoko questa volta a chiudere. Ora la palla ad Elmas, dobbiamo ragionare con questo pallone, non dobbiamo essere frenetici nel ripartire subito, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte. Ok, bene, adesso il bene ragiona il Napoli. Maksimovic mi fa paura. Palla Yusai, non sia mai, vai, Insigne. Serve da vicino Zielinski, ora Yusai, che tornerà indietro. Eccolo là, torna indietro verso Maksimovic e si ricomincia col giro palla verso Rachmani, che ci pensa ad allargare verso Di Lorenzo, aspetta, si ferma e deve tornare da Ospina, perché non ci sarà movimento senza palla, perché non lanciamo una volta sul cazzo di Osimhen e proviamo ad attaccare una seconda palla? Perché? E non lo fai con Petagna, e non lo fai con Osimhen, e non lo fai con Lozano, e non lo fai con nessuno. Come vogliamo giocare che non riusciamo a uscire dal basso? È impossibile, non c'è una soluzione, non c'è nessuna soluzione. Insigne cerca un po' di spazio al centrocampo, viene raddoppiato, nessuno lo aiuta, perché dobbiamo stare stretti tra le parti, dobbiamo dare una soluzione al compagno. Questo è quello che sta mancando. Devi dare una soluzione al compagno. Jorginho perché era straordinario? Perché Jorginho ti dà la soluzione. Tu hai la palla, Jorginho si fa vedere vicino a te e ti dà la soluzione. Qui non lo fa nessuno. Un pochino lo fa Demme, che si fa vedere, ma può fare tutto Demme, che deve anche coprire. Quando lo faceva Jorginho, la copertura preventiva la faceva poi Allan. Ho capito? Non è difficile da capire. Non è difficile. Yusai in possesso di palla, torna dietro da Maksimovic. Rachmani verso Elmas, ora è Di Lorenzo. Al piccolo trotto il Napoli, cerca il movimento di qualcuno in avanti, bisogna tornare indietro da Rachmani, che torna indietro da Ospina. È uno sperpetuo, ragazzi, è uno sperpetuo,
bisogna cambiare subito nel secondo tempo qualcosa, perché in questo momento l'Atalanta sta in controllo totale, ha uomo su tutti, quindi è difficile anche servirli perché seguono a uomo. Parla d'Ospina, vedi Insigne che si sta muovendo nel cerchio di centrocampo per cercare di portare via l'uomo e creare degli spazi, ma quando Insigne si mette al centro del centrocampo poi lo spazio lo dovrebbe attaccare Jusaila o uno Zielinski, giusto? Guarda Insigne dove si viene a prendere il pallone e si crea un po' di spazio per Jusai, ma quando lo spazio si crea per Jusai è difficile. Attenzione, Bakayoko finalmente si è fatto una cosa logica, il movimento di Insigne a cambiare completamente zona, così si è liberato uno spazio. Questo devi fare per poter liberare lo spazio, visto che loro ti seguono a uomo. È semplice, ma lo devi fare in continuazione, non lo puoi fare una volta ogni tanto. Lozano, seguito da 3 persone. Siamo al 36esimo. L'arbitro aveva lasciato correre per il vantaggio, ma adesso credo che stia richiamando un fallo su Lozano e il Napoli ricomincia. Jusai torna indietro su Maksimovic. Maksimovic cerca di servire Insigne, un pallone sanguinosissimo. Insigne era marcato, non potevi mai servirlo così. E perdiamo palla e adesso l'Atalanta ricomincia in tranquillità. Al piccolo trotto il pressing di Osimhen, ora è Lozano, ora è Di Lorenzo. Mi sembra di rivedere l'azione del Verona con il pressing scriteriato. Ora è Gosens al centro, arriva la corrente, ecco qua, Madonna mia, non la buttano, lasciano palla là per Muriel, non la riescono nemmeno a spazzare, la lascia per Muriel. Azione uguale a quella del Verona. È una squadra che non impara niente, non impara nulla. Guarda Maksimovic come gli dà il pallone a quello, incredibile. Invece di buttarla in fallo laterale, quello gliela ridà. La palla se la prende Elmas. Ok, Molla. Che significa? Cioè Elmas sta facendo mo il regista con Bakayoko a fianco con Zielinski più avanti. Adesso si stanno invertendo di nuovo. Lo vedete come è fatto male? Io voglio che voi analizziate i movimenti. È fatto male, non ci sono punti di riferimento. Osimhen prova ad andarsene e commette lui fallo. Non ti lamentare perché voglio ma pigli pure con te. In questo momento primo pressing di Zielinski. No, io lo vedo tutto squinternato. Non è più il 4-3-3 dell'anno scorso, per l'amor del cielo. Non è né il 4-3-3 dell'anno scorso né il 4-2-3-1 di inizio campionato. Non lo è. Voi per questo dovete analizzare bene quando il Napoli con la stessa formazione faceva delle cose diverse. Questo non lo è, sono messi male in campo, fanno dei movimenti che io non riconosco, che prima si riconoscevano benissimo, l'alternanza delle mezze ali vicino alla punta. Zapata in centro dell'area, serve Gosens, il cross ribattuto da Di Lorenzo in calcio d'angolo. Atalanta continua a essere pericoloso, noi no, ma continuo a vedere un primo pressing tutto sbagliato, tutto squinternato. E non era così assolutamente. Salta da solo in aria quello, su calcio d'angolo nessuno se l'è marcato.
In questo momento credo che siamo passati al 4-2-3-1 perché vedo in linea Elmas e Bakayoko e vedo Zielinski che sta trotterellando dietro Osimhen, quindi è 4-2-3-1 in questo momento. E quindi probabilmente c'è stato un momento di panico tattico dove non si sapeva come mettersi. Adesso è tutti gli effetti 4-2-3-1 ibrido perché Zielinski sta più vicino a Osimhen. Ma cambiano i movimenti senza palla, lo capite? Cambiano i movimenti quando non sei in possesso, cambiano alla grande, cambiano proprio molto. Mamma mia. Lozano, l'unico che tocca il pallone, si sta facendo un culo così. Lo servono anche palle difficili. Mario Rui senza baffi. La storia di stasera è Mario Rui senza baffi, senza pizzetto, che entra al 41esimo al posto di Yusai. Non lo so se è una scelta tecnica o se Yusai sta fatto male, senza baffi e senza barba. Attenzione, un brutto momento. Lascerei un like per il barbiere di Mario Rui immediatamente. Mamma mia, che spettacolo indecoroso. Mario Rui è sempre lui, ragazzi. Vediamo se con Mario Rui siamo più efficaci. Qualche pallone magari che viene dalla sua zona di sinistro, messo in mezzo in un certo modo. Attenzione ora Lozano, Di Lorenzo anticipato da Gosens, riparte l'Atalanta ora con Muriel, non fare fallo. Il lancio e ora c'è un 2 contro 3, ma questi 3 sono, uno è Elmas e uno è Maksimovic e uno è Mario Rui, quindi l'Atalanta decide di non affondare e di far arrivare più uomini. Sono in completo controllo, non possiamo mai essere pericolosi oggi, mai. Insigne prova da solo ad uscire dall'area, si allunga troppo il pallone, viene fermato, ora è Bakayoko che la alza verso Osimhen, il controllo è difettoso, Palomino lo anticipa, fallo di Zielinski su Zapata, sulla tre quarti, fallo netto che ci sta. Io voglio delle domande serie a Gattuso nel post partita, capite? Io voglio delle domande serie. Perché hai deciso di mettere Bakayoko? Se tu hai detto che Bobot è l'unico non può mai giocare mezzala, perché ci metti Bakayoko là che devi costruire gioco e non lo costruisci? Che volevi fare? Perché? Non voglio sentire, guarda coi triangoli come entrano come il burro, guarda. Cioè non voglio sentire più domande, ma l'hai visto il veleno? È mancato la fragilità mentale. La fragilità mentale la già ricevuta in da canzone, nella parodia. I giornalisti a Gattuso gli devono fare domande serie di tattica, perché mi devi dare a me la spiegazione tattica. Invece no. Sempre le domande nelle banalità, cose che non sono palpabili. Forse il rapporto con De Laurentiis ha influito su questi giocatori, ma come lo fai ad essere tangibile? Guarda Ramani che regala il pallone a quello. Zapata, Muriel, il colpo di testa, arriva Gosens, vai, fateci il 3-0 ragazzi, fateci il 3-0, anticipa Di Lorenzo addirittura Ospì, ancora l'Atalanta più pericoloso, Rachmani, pensa al domani, passaggio verticale proprio in bocca, io non... mamma mia. Mamma mia! Che brutta scoppola! Ma non è nemmeno il risultato, Non è nemmeno il risultato, è proprio l'approccio, la prestazione.
Palla vagante, il tiro di Zapata alto, ancora una volta molto mosci nell'area, molto mosci su questo calcio d'angolo, palla vagante, lasci tirare Zapata. Ora, quando io dico ieri Pirlo fa il catenaccio, esce Gollini di testa, chi c'è? Nessuno. Quando Pirlo fa il catenaccio e si porta appresso lo 0-0, no? Io faccio anche il commento polemico e dico: ma com'è possibile, se Gattuso si mette per lo 0-0 e lo conquista, è l'anticalcio? Se lo fa Pirlo è il grande maestro di duttilità tattiche, eccetera, eccetera. Certe partite tu le porti a casa così. È vero che loro venivano dal 2-1 già fatto in trasferta e quindi va bene. Ma la differenza è che i giocatori della Juventus su ogni contrasto esultavano come se avessero segnato un gol. Io vedevo la determinazione, la voglia anche di fare quel tipo di partita di sacrificio. Io qua non vedo niente, non vedo né il sacrificio né quella voglia di buttare il pallone in palo laterale e lottare, non vedo la freschezza, non vedo pericolosità in avanti, non vedo niente, non vedo un cazzo più. Finito il primo tempo? Ok, benissimo, possiamo chiudere qua. Ragazzi, vengo a voi. Allora, Bambero Carmen, esperimento riuscito, la live perfetta. Andiamo a vedere un pochino di nomi. Ringrazio la donazione di prima e vediamo un pochino. Valerio, avevo ampiamente preventivato la sconfitta di Bergamo di stasera e ti anticipo che la Juventus metterà la parola fine all'era De Laurentiis. Pronostico Napoli-Juventus 0-4. Benissimo, Mario, benissimo. Felice Insigne è l'unico propositivo, basta dare contro solo a Insigne. Che schifo, Nello Marano, sono d'accordo. Che schifo, mi stanno facendo odiare il Napoli, sono d'accordo. Buonasera ai nuovi amici bellini, mettiamo un like per Valerio, ovviamente per noi, grazie Falco. Gianluca Signore, italiano, vabbè, non lo so, io oggi non sono neanche lucido nel poter analizzare gli allenatori degli altri. Io lo Spezia che abbiamo affrontato noi abbiamo fatto 55 azioni da gol, quindi sinceramente italiano non lo so, ne deve mangiare di pane secondo me, ma comunque i rincalzi difensivi sono assurdi. Ci chiedevamo perché non giocava Rachmani e secondo me una risposta oggi ce la siamo data. Ci chiedevamo perché quando stava bene Manolas e Koulibaly giocavano sempre loro, è forse una risposta. Brewer, quanto altri gol servono per suonare il De Profundis al fesso in panchina? Non è questione del gol, lo sai bene Brewer, è questione di una prestazione che fa schifo, il gol non cambia niente, il gol, la prestazione, l'idea di gioco che oggi non c'è proprio. Io sai, mannaggia tutto cosa. Ho l'impressione che non potremo mai fare gol, questa è l'impressione che non sei mai pericoloso. Dario Camerino quando arriva a giugno, speriamo presto, ma purtroppo sa da avere che ha intenzione di fare a giugno, si deve vedere che ha intenzione di fare, ovviamente. È entrato Mario Rui senza baffi, ragazzi, non c'è da preoccuparsi, è tutto sotto controllo. Grande Charles. Mazzarri traghettatore, ma sì, ma quello che sia in questo momento, ragazzi, probabilmente non si può fare tra la partita di Atalanta e Juventus, non lo so, puoi aspettare la Juventus, ma oggi mi sembra che i giocatori non stiano dando niente, cioè oggi mi dà l'idea quasi che vogliono anche loro cambiare, perché se è uscita la voce, quella là, la famosa voce, le urla di Gattuso cominciano a dare fastidio ai giocatori, ci dobbiamo fare due domande. Prima di tutto sui giocatori che oramai fanno fuori gli allenatori loro perché si mettono d'impegno, perché io vedo certe cose troppo assurde. E ringrazio Lino Bailo, ringrazio tantissimo Lino Bailo, niente, fisicamente, tatticamente e mentalmente, niente, oggi niente, non c'è niente da salvare, proprio niente. Master Ice, yes, that's correct, viva New York, esattamente.
Già dalla formazione con Bakayoko vertice basso al posto di Demme si capiva che andava così. Paolo, purtroppo l'abbiamo detto all'inizio, l'abbiamo detto che Bakayoko vertice basso non può funzionare e purtroppo ci è stato confermato dalla prestazione assurda, assoluta. Sento un sentimento di impotenza nella squadra. Sì, Ross. Sì. Veramente difficile da commentare una partita del genere, non mi viene neanche una battuta simpatica per addolcire la pilla. Lo so, Giuseppe, lo so, tu sei sempre uno di quelli che ce l'ha, ma così è difficile. È sempre buono Gattuso? Oggi evidentemente no, amico mio, evidentemente no. Le attenuanti le abbiamo sviscerate tutte, abbiamo capito che Demme non ne può giocare nessuno, ma io che sto dicendo dall'inizio, ma non lo so se tu ci stavi durante la partita che ho fatto telecronaca, sto dicendo dall'inizio che non puoi pensare, se ci hai detto in conferenza che Lobotka è solo regista e non può fare la mezzala, ok? Non puoi mettermi Bakayoko in regia quando comunque un gol lo devi fare, non me lo puoi mettere, non è spiegabile, cosa che non era possibile prima perché tu quando è arrivato Lobotka tu hai detto che poteva giocare anche come mezzala alla Verratti, dopodiché l'hai tolto completamente da mezzo. Ma io non sto dicendo che Bobotta è il salvatore della patria, assolutamente, ma le scelte devono essere logiche. Se tu mi metti Bakayoko da là non puoi pensare di partire dal basso, non si può fare. Non si può fare. Se metti Bakayoko là, benissimo, allora quello è solo di difesa. Devi lanciare lungo a partire da Ospina, devi metterti 4-2-3-1, ti lanci lungo verso Osimhen, verso Lozano e devi accorciare con le mezze ali perché altrimenti non ha senso. Non ha senso, la confusione si è passata dalla confusione dei giocatori, la confusione di Gattuso, che è un momento è una slavina. Avete presente la slavina quando comincia una piccola pallottolina di neve, no? Che se ne scende piano piano, dopodiché diventa una valanga. In questo momento siamo alla valanga più totale, perché me lo dovete spiegare, e gli devono fare le domande giuste, non le domande hai visto il veleno, perché se hai le domande del veleno non significa niente. Non significa niente così. Mi cadono le braccia più di... Madonna mia Daniela, mamma mia. E ringrazio Andrea Caputo. Spero di farti riprendere un poco nonostante sto brutto Napoli. Forza Napoli sempre e continua così da parte di un fratello metallaro come te. Grazie Andrea, rock and roll sempre amico mio e grazie infinite per la donazione e per il supporto. Questa è bella grossa, quindi è più di un caffè e ti ringrazio tantissimo. Le cose ragazzi io le dico ogni settimana. Se il Napoli si comporta bene, arriva comunque al tiro contro il Genoa, io posso essere insoddisfatto per il risultato perché hai regalato 2 gol e non sei stato cazzo di segnare, ok, ma quando il Napoli è così nullo, noi lo diciamo sempre, noi ci siamo lamentati del Napoli anche con la vittoria con l'Udinese, ci siamo lamentati con la vittoria con l'Empoli. Bisogna vederle le partite. Se tu vedi le partite e analizzi partita per partita, ok, altrimenti quello che vuoi. Valerio, il Napoli sulla carta è forte nonostante le assenze, ma Gattuso non riesce a giocare un gioco continuo. Col gioco simile a quello di Sarri stava facendo 100 punti. Sta squadra, no, non penso proprio. Forza Napoli, non penso proprio. Danilo Schiavo, ciao Valerio, sei un grande, vero? Non sei un opinionista, ma onestamente sono certo che tu capisca molto di più di tanti di loro. Forza Napoli, ho preso la tazza per il tè del Napoli, dato che vivo in Inghilterra. Amico mio, grazie mille, grazie infinite per il tuo supporto e per essere passato per lo store del merchandise. Grazie mille. Paolo Gobbin, benvenuto. Lozano è l'unico. E fatemi dare il benvenuto agli abbonati, amico mio. Tanto benvenuto. E fatemi dare il benvenuto anche a un nuovo abbonato che ho visto qualche giorno fa, che è Sarracino. Se mettono anche il veleno muoiono. Grazie Sarracino, ti ho visto. Grazie anche a te del tuo supporto. E ti ringraziano tutti. Grazie Danilo. Fammi sapere, fammi arrivare una fotografia quando ti arriva la tazza, assolutamente. Napoli out, non solo Gattuso, è inguardabile. Kick tutti out immediatamente, ma immediatamente proprio. Immediatamente. Sabato ci presentiamo? No, Massimo, penso di no. Penso che chiamiamo l'ASL e non ci presentiamo. Ma non è un fatto di Covid, è proprio un fatto che mentalmente dobbiamo chiamare gli psichiatri e non possiamo presentarci allo stadio. Con la Juventus non possiamo proprio presentarci, assolutamente.
Ciao Luca, come lo vedi Osimhen per quel poco che sta provando a fare? Si sta battendo, non gli è arrivata una palla pulita, mai, sta facendo quello che può, però anche lui ha questa cosa mentale, secondo me, che protesta troppo quando si sente toccato, una protesta troppo esagerata. Anche lui ha bisogno di una squadra un poco più tranquilla, secondo me, più tranquilla. Maximovic è inguardabile letteralmente, mamma mia, quel passaggio che ha fatto a Muri, io non me lo spiego, non me lo spiego. È notte fonda, è notte fonda. L'Atalanta sembra una squadra da rugby a tratti, questo sì, ma si sapeva Lino, si sa che loro giocano 1 contro 1, si buttano addosso, questo è. Era anche all'andata così. Anche all'andata così, solo che tu con la velocità e con la profondità li avevi messi in difficoltà, adesso non difficile. Voci su Mazzarri, Clemente, non lo so, qualche cosa deve succedere, se evidentemente si è esaurito quello che può fare Gattuso per questa squadra, perché le attenuanti vanno bene, eccetera, eccetera, ma a un certo punto qualcuno deve pagare. Io ho difeso quando era difendibile, non quando non è difendibile. Oggi non è difendibile neanche lui. E ci sono state altre partite in cui abbiamo chiesto, non è che abbiamo criticato Gattuso, abbiamo chiesto a Gattuso di certe scelte particolari. E proviamo sempre a pensare che comunque dobbiamo dividere le responsabilità tra la società che a gennaio non fa mercato quando era evidente che serviva, tra i giocatori che ogni tanto decidono di mamma mia sembra proprio che remino contro, e l'allenatore che evidentemente non riesce a dare quel di più. Mettiamo tutto sul piatto e vediamo di quello che vediamo che si può fare, perché veramente così è difficile. Stai depresso, lo so Massimo, anche io lo sto facendo live, è una cosa difficilissima, però prima che ricominci il secondo tempo io credo che debba partire il primo intervento del mio inviato, perché siamo partiti prima e almeno vediamo un pochino lui che ci dice, altrimenti diventa complicato. Amici bellini, siamo allo sfruttamento più totale, nella neve più assoluta. Questo continua a mandarmi come inviato, io non ce la faccio più, quindi se avete dei like residui metteteli adesso, perché la situazione è insostenibile. Una situazione insostenibile, vedete tutto bianco, è tutto bianco, l'album bianco, è un gatto bianco e angora, è un'angora, è tutto bianco. Questa è una citazione che potreste anche cogliere se siete dei fan di una certa radio, di un certo mago. Vediamo chi l'ha beccata. Sono inviati sotto la neve e devono fare quello che devono fare, perché così diventa... Sì, no, Charles, facciamo tutto, continuiamo pure dopo. Ragazzi, lasciate un like se siete arrivati adesso, mi rendo conto che è difficile, ma noi continuiamo a guardarci questa partita assolutamente, ci guardiamo anche il secondo tempo e continuiamo anche post partita, perché mi dovrete dire le dichiarazioni di Gattuso, mi dovete dire quali domande gli hanno fatto e dobbiamo analizzarle, assolutamente. Road to 300 like, lasciate un like in questo momento che io riapro la partita, perché ci siamo quasi, penso, per il secondo tempo, dove non ho buone sensazioni, ve lo dico prima. Ve lo dico prima. Ti leggo, amico mio, lo sai, Solid, ti leggo quanto posso. Una cosa non capisco, perché se giochi con il 4-3-3 nella distanza tra le parti del 4-2-3-1. La distanza tra le parti non dipende dal modulo, amico mio. Completamente nel pallone siamo d'accordo. Onestamente vedrei bene come allenatore Juric per la prossima stagione. De Laurentiis deve farsi un gran passaggio di coscienza. Mercato invernale nullo. Giuntoli va mandato via immediatamente. Anonymous, se sei l'Anonymous che conosco io, grazie ancora. Se sei un altro Anonymous, grazie, benvenuto e grazie del supporto. Noi continuiamo a guardare la partita perché vogliamo vedere questo fesso dove vuole arrivare, e hai ragione tu. Hai ragione tu, amico mio, hai proprio ragione tu. Voglio proprio vedere se riusciamo a essere peggio di quello che abbiamo visto quella scorsa, quella precedente, perché è proprio la slavina, è una slavina incredibile. Fatemi mettere subito la partita perché penso che ci risiamo. E tolgo i commenti, ragazzi, ci vediamo tra poco. Lasciate un like in questo momento e se non siete iscritti al canale siete completamente pazzi, perché io sto qua per voi, fate i bravi. Vedo Politano,
Vedo Politano che ha la mano in front, vediamo un pochino così, però vedo un po' di lentezza a livello di streaming, quindi ci vediamo tra pochissimo. Nel frattempo questo Politano secondo me entra, allora vengo subito. Dai! Fragili mentalmente, sono 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 fragili mentalmente. Cosina di mattina, Meret e Vilo tu. Di Lorenzo, mo ci penso, più sai, non sia mai. Malquit è chi l'ha visto, Mario Rui è sempre lui. Kulabo, in realtà lui organizza le giveaway su Instagram. Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Non si capisce niente, va bene. Abbassiamo tutto. Ragazzi, se qua la connessione non regge, io chiudo tutto e ci vediamo a fine partita. Chi immagina che questo secondo tempo è troppo importante. Guardate il taccuino come è pieno di appunti. Insigne, quei 2 tiri di Insigne al lato. Che è successo? Nient'altro. Allora, è ricominciata. Cerchiamo di capire a che livello. A livello di formazione. Allora, Politano, fammi capire. Quindi in questo momento c'è Lozano a sinistra, c'è Insigne credo sotto punta, con Politano a destra. A centrocampo sono rimasti Bakayoko e Zielinski, quindi 4-2-3-1 vero e proprio, a meno che Politano non fa pure un pochino la mezzala, ma non credo. In questo momento vedo Zielinski che si viene a prendere il pallone, quindi è 4-2-3-1 a tutti gli effetti, con sottopunta Insigne, quindi praticamente si alterneranno un pochino ad aiutare Insigne e Politano la costruzione del gioco. Lancio di Di Lorenzo verso Osimhen, che stoppa e si difende, mantiene bene il pallone, serve ora Bakayoko. Questo è il tuo lavoro, Osimhen, in questo momento. Zielinski, Bakayoko. La connessione sta andando malissimo, andava bene prima, non ho capito perché deve andare male adesso. Ah, Danilo Schiavo, ero Anonymous, ok amore mio, grazie amico mio, attenzione, c'è un'azione così, grazie Danilo, grazie ancora, devo assolutamente alleggerire la CPU del computer, spegniamo la musica, mi rendo conto perché qua stiamo andando veramente in difficoltà in questo momento. Chiudiamo questo, chiudiamo tutto il chiudibile, cross al centro, ora è Mario Rui che di testa viene messo a terra da Muriel, no, si rialza bene, ora è Lozano, il Napoli resta in possesso di palla con Di Lorenzo. Dai ragazzi, dai, fatemi vedere un pochino di reazione almeno d'orgoglio. Vai Politano, fateci rimangiare tutte le critiche che abbiamo fatto nel primo tempo. Dai, che noi parliamo durante, non parliamo né prima né dopo, parliamo durante. Zielinski verso Insigne, che adesso deve trovarsi la posizione perché sta sotto punta. Deve aiutare, deve riempire l'area, ma deve anche aiutare. Si ricomincia. Maksimovic e Rachmani, dai. Mamma mia, ecco qua, di nuovo uguale, Bakayoko che non riesce a prenderlo, uguale a Demme, su passaggio stavolta di Politano, palla all'Atalanta, ci dovete punire adesso, ci punite adesso così facciamo il gol fotocopia del Genoa un po' più lontano. Gosens riesce pure a crossare, la palla arriva pure a Muriel, incredibile, non riusciamo a mettere una pezza mai, pazzesco come siamo fragili, pazzesco.
Di Lorenzo su Muriel, recupera il pallone. Di Lorenzo secondo me è l'unico che si sta salvando stasera. Palla di nuovo all'Atalanta che non ha fretta, lancio in avanti, Rachmani, pensa al domani, palla a Zielinski, la gira verso Mario Rui, senza baffi, palla a Lozano, viene fermato, Lozano recupera, insiste, va Insigne, recupera palla Insigne, dai, servi Lozano, adesso punta Lozano, dai che mo stai a sinistra, ricordati che stai a sinistra, palla indietro a Mario Rui, la allarga su Di Lorenzo, dai, un pochino più propositivi. Ah, brutta proprio questa cosa, Bakayoko che serve a nessuno, né Politano né Di Lorenzo, che nessuno ci capiscono, mamma mia, è avvilente. Poi possiamo anche analizzare le parole di Gattuso, le parole di Gattuso che dicono ma non è una priorità, le possiamo analizzare alla grande, ma proprio alla grandissima. Politano, il suo solito movimento a rientrare sul sinistro, ora il cross di Lorenzo ribattuto, Insigne di prima, palla che torna a Di Lorenzo che torna da Rachmani verso Zielinski, di prima verso Bakayoko, si gira lentamente Bakayoko ma riesce a verticalizzare per Lozano, controllato bene, non c'è rigore, non c'è niente. Bakayoko ha fatto una verticalizzazione importante. Ora l'Atalanta perde palla, dai, approfittiamo, magari questa ci siamo un attimo scossi, abbiamo creato qualcosa. Vediamo un pochino, perché sennò, dai, proprio il nulla non lo ammetto. Gio Pellecchia, se permetti ti metto un attimo da questa parte. Mario Rui ha perso la palla sull'Is, cioè non lo so, vabbè, dovete perdonare ragazzi, ma non è una partita dove tu non puoi assolutamente, non lo è. Quindi aspettate un secondo, io faccio un attimo un silenzio vero e proprio, così, ecco qua, un attimo, perché mi capirete, se siete persone adulte lo capirete, perché qua non si può fare. Qua non si può fare, non ci riesco, ci ho provato fino in fondo, attenzione, vedo in sottofondo qualcosa che sta succedendo che non mi piace e andiamo a vedere, leviamo il fumetto da mezzo, fumosi, Osimhen nell'aria, dietro da per Osimhen, per Lozano, dai. Maximovic nel cerchio di centrocampo. Mario Rui in possesso di palla, serve Osimhen che cerca di mantenere il pallone, adesso interviene Insigne, buono il tentativo di dribbling ma non c'è niente, dice l'arbitro, lascia il pallone lì e cerca di aggirarlo ma poi cade, non c'era molto, buono il recupero di Lozano, stiamo facendo un po' di pressing, recuperiamo palla, dai un pochino si intravede. Pallone adesso per Bakayoko che entra in aria, il tiro di Bakayoko, la deviazione, non ci credo, Lozano, è il Ciuchi, dai, 2-1, dai, non è finita. Bakayoko sta entrando meglio in questa partita, incredibile, si sta muovendo da mezzala perché sta facendo inserimenti, incredibile, diciamo le cose come stanno.
più dietro Zielinski da fare da regia. Questo inserimento di Bakayoko è stato ottimo, il tiro, una deviazione, interviene prima Lozano, poi dopo para Gollini. E il Ciuchi lo merita, dai ragazzi. Il primo tentativo va su Gollini, poi si rialza immediatamente e poi freddo. Bravo il Ciuchi. Dai ragazzi, un like per il Ciuchi, che è l'unico che ci dà soddisfazione. È l'unico. Io non so come dirlo, ma è l'unico. È proprio l'unico. Scusatemi un attimo, abbiate pazienza perché sennò non si può fare. Non voglio dare, capirete, no? Non voglio dare, capirete. Metto Bobotto così non si vede. Dai ragazzi, non è finita. Lo sapete, vero che con il 2-2 passiamo noi? No, voglio un attimo dire la cosa come sta. Questo non rende, capito? Ah, mo Gattuso è buono. È più complicata di così. Non è banale il calcio, non è banale la situazione. Non è banale. Ma vediamo di non prenderlo. Bravo Rachmani, stradica il pallone a Muriel. Insigne tiene il pallone in campo. Serve Mario Rui, sempre senza baffi. Ora palla del Ciuchi. Insigne, magari questo gol ci ha dato la fragilità mentale, magari ci ha dato una scossa mentale, perché questi sono giocatori da mandare dallo psicologo, dallo psichiatra. Il cross di Politano ribattuto. Dai ragazzi, mostrate un po' di orgoglio. Dai. Jorge che mi manda messaggi vocali. Jorge, non ti posso ascoltare adesso, ma magari lo ascolto. Ciuchi Lozano, Voi non so se vi rendete conto, i giornalisti colombiani che mi mandano i messaggi vocali con il Ciuchi Lozano, non so se vi rendete conto. Maronna mia, dai, non ci arrendiamo, dai, non vi arrendete. Era Jorge Chavez da Bogotà. Un like per Jorge Chavez che manda i messaggi vocali con il Ciuchi Lozano. C'è tutto il tempo, ragazzi, c'è tutto il tempo per prenderne un altro o per farlo, che diciamoci la verità. Però abbiamo dimostrato di essere vivi, dai! Sutalo, fallo di Zielinski verrà ammonito, ci sta tutto. Fare un fallo va anche bene ogni tanto. Va anche bene. Dimostri di tenerci, dimostri che non li lasci andare, dai, che loro fanno un sacco di falli. Ti bloccano, poi devi ricominciare. Va bene fare un fallo ogni tanto. Dimostri di tenerci, dai. Tra Sutilicic nel frattempo, chi se n'era accorto? In questo momento... No, penso si può confermare il 4-2-3-1, penso, vedo a 2 a centrocampo, sì. Palla a Mario Rui senza baffi, dai! Dai che l'Atalanta ha preso 3 gol dal Torino, dai. Sul 3-0 hanno finito 3-3, dai, non si sono ripresi più, dai. Ospina, il lancio lungo verso Osimhen, colpo di petto per Insigne, così sì, usalo Osimhen, ce l'hai, usalo. Bene, dai.
con Zielinski più dietro è meglio perché hai una soluzione rispetto a Bakayoko che non può fare il regista. Con Zielinski dietro è meglio. Dai Osimhen, mantiene palla, bene, bene, viene trattenuto, viene messo a terra, non chiama niente, va bene, deve fare un lavoro sporco, va benissimo. Recuperiamo palla, bene Bakayoko, è in crescita in questo momento, dai, dai. Molto meglio a due, ma molto meglio a due. Ricordiamocelo che è stato preso per fare il 4-2-3-1, ricordiamocelo. Gattuso non mi deve dire che è un vertice basso. Il vertice basso è Demme, il vertice basso è Bobotta. Siamo seri, devo aggiornare, non ho aggiornato niente, mi sono scordato tutto, mannaggia tutto cosa. Dove sta? Non ho aggiornato niente, 2-1. Dai, dai. Lozano. Dai. Attenzione, Ospina esce dai pali. Attenzione, Lozano lotta, bravo Lozano, bravo Insigne, dai, pia sta palla, sì. Bravo l'anticipo, vai Mario Rui, non mollare, non molliamo. Maronna mia, l'hanno recuperato loro. Dai, mettiti davanti, Politano, maronna mia, accorciamo. Siamo lunghi. In questo momento siamo lunghi. Uno che si mette davanti, Gosens fa tutto lui. Ilicic, bravo Mario Rui. Fatemelo a Bobotta a mezzo. Leviamo Bobotta da mezzo. O lo lasciamo perché porta bene, non lo so. Bobotta dove sei? Bobotta dove sei? Lancio di Insigne a cercare Politano anticipato. Meglio ragazzi, meglio, stiamo andando meglio. Stiamo andando leggermente meglio. Mamma mia, Baca, che schifo! Che cos'era quel pallone così? Un altro regalo a Zapata. Bakayoko, ta diritto che si viene meglio, ma nata volta è venuto meglio. Demmela può giocare mezza partita? Non dico Bobotta, ma Demmela può giocare mezza partita? Sutalo. Teron. Perisic che si gira, troppo spazio per Perisic, lo stesso spazio che aveva Zapata all'andata, la partita di andata, il primo tempo, troppo spazio. Mario Rui, questo colpo di capo, e il tunnel a Maksimovic, ecco qua, ancora Ilicic, quanto tempo gli abbiamo lasciato sto pallone? Gosens facile per Ospina, troppo tempo. Dai ragazzi, dai, sistemiamoci. Mamma mia, perde palla Zielinski, che schifo, che schifezza, che schifenzia. E no, Maronna mia, la deviazione su Zapata, l'ho vista dentro, un'altra schifenzia, non ho capito se è colpa di Zielinski o di chi gliel'ha passata, un'altra schifenzia. Bene Ramani qua, dai, mannaccia, tutto cosa, ma viene un infarto stasera. Dai, che se segnano mo è finita. Si scalda Bobotta, si sta togliendo tutto da addosso Bobotta. No, facile Ospina. Cadono tutti in aria uno con l'altro. Si sta scaldando Bobotta. Non so se ci rendiamo conto di cosa potrebbe succedere oggi. Bobotta. Cianfotta. Dai, Politano. Serve Lozano che in questo momento si trova sulla destra. Ancora Politano. Si è cambiato di nuovo, c'è un macello in campo, non capisco niente. Non mi fai capire niente, Gattuso. Magari non fa capire niente manco a Gasperini, vediamo. Fallo, dai, chiamalo un fallo, che stanno picchiando come dei dannati, come è giusto che sia. Dai. Bobotta e Demme.
esce Baca, giusto far uscire Baca, entrano tutti e due come sono bellini, uno in una forma straordinaria e l'altro un pochino più paffuto, ma va bene così perché anche Zielinski stava cominciando a dare di matto. Bobotta e Demme, dai, questo cambio è logico, ci sta, poi dopo vediamo se deve entrare anche Petagna, dai, probabilmente sì. Quanti cambi abbiamo fatto? 3 finora, dai. Ospina con questo fazzolettino, dai, Insigne bene di prima. Pallone per Politano, si gira bene, vai Demme. Bravo Demme, vedi come le cose semplici e efficaci e subito con Demme. E Mario Rui torna in D, che camba fa? Va bene così, Demme si fa vedere, perché Demme si fa vedere, mannaccia. Bobotta, la tocca 2 volte, si gira, girati Bobotta che c'hai quel culo importante, va bene. Insigne, la gira per Di Lorenzo. Di Lorenzo verso Osimhen, è bravo Osimhen, prende un altro fallo. A caviglia. Dai. Mamma mia, quante mazzate che danno questi. Dai ragazzi, dai, non è finita, dai, c'è ancora tempo, dai. Insigne sistema con cura il pallone, bisogna alzarlo questo pallone, mi raccomando, questo calcio di punizione, non lo sprechiamo. Non abbiamo molte occasioni, i calci piazzati li dobbiamo sfruttare. Insigne, altissimo, troppo. C'è un cambio anche nell'Atalanta. Il rilancio di Gollini. Ancora Zapata che ha capito che si deve venire a prendere il pallone là che diventa pericolosissimo. Il cross di Gosens ancora per Zapata. Demme anticipa Ilicic là in mezzo. Si prende un gran rischio ma anticipa Ilicic che sarebbe andato al tiro da solo. Bravo Diego Demme. Troppo libertà, troppo facile sto pallone. Grandissimo Diego Demme. Dai. Di Lorenzo. Dalla rimessa al contrario, vediamo se l'aveva toccata. Niente, non l'ha toccata, rimessa al contrario su questa scivolata, va bene, andiamo avanti. Non è la prima volta che vedo una cosa del genere. Rachmani per Ospina, dai. È fazzolettissimo di Sfaccin, ma completamente pericoloso. E non vogliamo capire. Perde palla Politano. Ancora Zapata tra le linee, che ha capito tutto. Anticipo sbagliato di Maksimovic su Ilicic e parata di Ospina. Anticipo sbagliato di Maksimovic su Ilicic e parata di Ospina. Anticipo sbagliato di Maksimovic su Ilicic e parata di Ospina. Mamma mia. Senza Koulibaly, senza Manolas. Ma come si fa? Mamma mia, colpo di testa, chi era? Duvan, ancora Duvan. Ancora un pericolo molto serio, corriamo un pericolo molto serio, che schifo, il muco, vabbè. Mamma mia di quanto non è entrata. Pericolo serissimo su questo calcio d'angolo. Vediamo un po' il gol sbagliato col subito, la dura legge del pallone, vediamo un pochino. Dopo un momento buono ci stiamo rintanando di nuovo, ancora vedo fazzoletti di Sfaccin e non sono contento. Mario Rui! Regala palla a Ilicic!
Io devo sapere, cioè qualcuno nell'intervista deve chiedere a Gattuso, Rino, ma il partire dal basso con il fazzoletto di Sfaccimma è una richiesta tua per i giocatori finché non si prende gol, oppure una scelta loro? Se Gattuso dice bisogna per forza partire dal basso perché è l'unico modo per giocare a pallone che io conosco, Marona, mi nato miracolo di Ospina, che sta su pallone stai venendo set. Se Gattuso mi dice guarda, questo è l'unico modo di giocare che conosco, non so dire ai giocatori di lanciare verso Osimhen, non lo so fare, allora io vi dico ragazzi, Gattuso out, ma non adesso, ieri, perché non è possibile. Oppure Gattuso risponde io gli ho detto che si poteva lanciare e i giocatori fanno di testa loro perché Ospina la deve sempre passare a quello là marcato, e allora io dico Ospina out. Ancora un'occasione. Perché ok, ce la prendiamo con Gattuso, ma è mai possibile che i giocatori devono sempre fare questo passaggio rischioso che non siamo in grado? Lo facevamo con Sarri, ok, eravamo in grado, adesso non siamo in grado. Vogliamo evitare di prendere rischi inutili? Lo possiamo evitare? No, lo dobbiamo sempre fare questo passaggio che regaliamo palla agli avversari. Ma mi devono spiegare se è Gattuso o se sono i giocatori, me lo devono spiegare. Dopodiché cambia tutto il giudizio. Lancio di Rachmani. Anticipo e Dem può intervenire sulla seconda palla, ma c'è un rimpallo, ecco qua di nuovo, lo botta, bravo, ancora Maksimovic un po' incerto, la serve dietro a Ospina, ok, dai, siamo al 70° ragazzi, 70°. Il Ciuchi prova ad accennare un pressing su Gollini, vedi che se pressi Gollini lui la deve buttare fuori, lo vedi, vai con il pressing. Ci vuole uno sforzo. Entra Caldara. Palomino che ha picchiato tutta la partita Osimhen, adesso se ne può tornare a fare la doccia e adesso comincia a picchiare Caldara. Che non è così che giocano. Va bene, 1 contro 1 finché non si stancano, danno tutto e poi vengono sostituiti. Va bene così, lo capisco, questo è il vostro gioco, va benissimo. Voglio sapere qual è il nostro. Bobot ha il problema di girarsi. La tocca 500 volte, però la serve bene a Lozano. Bravo Bobotta. Dai Lozano, il lancio troppo lungo per Politano. Va bene Ciuchi, non ti preoccupare, dai, che ci manteniamo in piedi solo grazie a te. Abbiamo una speranza solo grazie a te, che ci hai creduto su quella palla. Dai. In questo momento è 4-4-2 a tutti gli effetti, lo sapete, come si difende con il 4-2-3-1, va benissimo. Duvan, lo ferma Rachmani di testa, bene così. Il lancio di Di Lorenzo verso Osimhen, anticipato da Jim City, in fallo laterale. Se siamo più verticali, loro vanno in affanno, ricordiamoci l'andata. Avevamo Mertens, sì, ma va bene. Se siamo più verticali, qualche affanno loro lo hanno. Se ce la passiamo tra di noi non succede niente. Vedi, bene così, bravo, vai Insigne. Il lancio verso... non malissimo, non benissimo, però almeno c'è verticalità. Deve recuperare Politano adesso. Ok, vai Dem. Dem in pressing assoluto asfissiante, però ricordati che sei centrale. Non la vissa fa tu.
Lozano bravissimo, l'anticipo di testa, ora Insigne, serve Lozano, vai Lozzi, punta, il passaggio al centro per Osimhen, meglio adesso, Maksimovic per Demme per Mario Rui, ancora Demme, pallone al centro per Lozano, Insigne, si torna indietro, Maksimovic, si è chiusa bene l'Atalanta, dai, allarghiamo, mannaggia, attenzione il cross di Demme, Osimhen, no, paratona di Gollini, paratona di Gollini su Osimhen, questa era buona, il contropiede dell'Atalanta, no, fallo e ammonizione per Di Lorenzo. Maronami, l'occasione era venuta. Credo fosse cross di Demme, la devo rivedere. Fallo netto di Di Lorenzo, ci stava tutta. Sì, proprio Demme sul filo del fuorigioco, questa andava rivista il fuorigioco. Anticipa bene Osimhen, bene, questo non è gol mangiato, non può permettita proprio. Paratona di Gollini. Non mi sto segnando niente. Niente, proprio di default bisogna partire col passaggio da basso, è proprio un default, È proprio di default. Insigne chiama palla a Di Lorenzo, lo serve Di Lorenzo, Insigne col colpo di testa, anticipato Osimhen, Maksimovic stavolta bene su Ilicic, ora è Bobotta si gira, attaccato da Zapata, lo butta a terra Zapata, prende il fallo Bobotta, non è male Bobotta oggi, dai che non è male, mannaggia, vai Mario Rui, non da fermare, Demme, Insigne, pallone profondo verso Mario Rui che viene anticipato, ancora un po' di pressione da parte di Osimhen, bene così ragazzi, ci siamo presi il pallone finalmente, dai, adesso sono costretti loro a chiudersi, dai, Politano punta il suo diretto avversario che è Gosens, entra verso il centro, Politano cerca lo spazio per appoggiare il pallone verso Mario Rui, non tira a porto che mancazza, cross di schifo di destro di Mario Rui, vabbè. No, nada voto, ecco qua, Maksimovic, dovete licenziarlo, non è possibile, si vedeva benissimo che la palla era tua e non era di Mario Rui, si vedeva benissimo, hai cincischiato, dovete buttare fuori Maksimovic, sta giocando contro, non è possibile. Settantasettesimo, pallone profondo, rasoterra di Lorenzo, ma non ha seguito Osimhen, quindi palla adesso all'Atalanta che ha l'opportunità di ribaltare questa azione. Pallone per Zapata, 1-2, e va in porta. Ancora Pessina? 1-2, Zapata che fa la torre e finisce qua. Abbiamo dato qualcosa di meglio nel secondo tempo, ma mamma mia che schifo. Ilicic da solo e il Mario Rui se ne va perché giustamente deve seguire, esce Maksimovic a cazzo senza manco, maronna mia, io devo rivedere questa fase difensiva, io non ce la faccio più,
Io non ce la faccio più. Io ho visto raramente squadre difendere così male, le ho viste raramente, Io vedo un Maksimovic proprio che cammina verso il pallone, mamma mia. Sostituito Osimhen per Petagna, ma tanto oramai è finita. Camma faccio, due gol a sta squadra, quando li fai? Quando li fai? Secondo tempo che ci ha illuso, perché si poteva fare, qualche cosa si poteva fare, si stava cominciando a fare. Io voglio rivedere i gol. Voglio rivedere i gol per stabilire di chi è la colpa, ma vedo giocatori proprio che... I giocatori dell'Atalanta prendono palla, i nostri si allontanano. Si allontanano. Mamma mia. Lozano, sei un grande, ma non ti chiamano niente, ma sei un grande perché sta continuando a lottare su tutti i palloni Lozano. Bravo Bobotta! Cede a Lozano, supera Ilicic, punta all'area di rigore, palla per Petagna, mettila in mezzo, buono il cross di Petagna, ma poi in mezzo era arrivato Politano, va bene. È entrato Petagna al posto di Osimhen, adesso è molto diverso il modo di giocare perché su Petagna non la lanci lungo, è difficile. Dalla bandierina Mario Rui, siamo all'80°. L'Atalanta ha dimostrato di essere vulnerabile se tu la attacchi. Ancora calcio d'angolo. Cross di Mario Rui basso verso Insigne, il tiro al volo senza abbassare il corpo, il pallone si impenna, caro capitano. Una soluzione discutibile, quella di Mario Rui verso il capitano, ma che fa? Che ci vogliamo fare? Ah, me ne sono scordato di... Ah, puff, guarda, Atalanta-Napoli, puff, ecco qua, questo è la live score. Ragazzi, lasciate un like per Demme, per favore. Maksimovic, mamma mia. Cioè, in qualsiasi intervento di Maksimovic riesce a servire gli avversari. È qualcosa che statisticamente è impossibile. Qualsiasi intervento fa, entra di testa, la appoggia di piede, riesce a servire sempre un avversario. Mamma mia. Mamma mia. Petagnone. Ora è Demme verso chi è? Di Lorenzo? Sì. Si fa vedere Bobotta, si gira, il pallone per Insigne che la tocca verso Politano, scambio stretto con Insigne che però non chiude, non c'era nessun altro triangolo da fare, troppo stretto. Zapata ha fatto una cosa incredibile, ma hanno chiamato fallo su Zapata. Lo abbraccia Rachmani, se lo abbracci. Di Lorenzo proprio, hai capito, si è autofatto tunnel su questa cosa di Pessina. Non me la sento di prendermela con lui, ma è intervenuto proprio con le gambe larghe. Mamma mia.
Vabbè. Si analizzerà con calma. Io domani ovviamente farò l'approfondimento, quello là video, dove devo analizzare con calma proprio i gol presi. Voglio capire perché si prendono questi gol. Perché ci sono alcuni gol dove la responsabilità oggettiva del singolo è evidente, ma ce ne sono altri dove è la fase difensiva. Attenzione a Politano, serve Dem, si deve girare Dem, serve Mario Rui, prova il tiro, ecco, stringe con linea una parata goffa. Il tiro di Mario Rui stava andando nel set, penso un po', senza baffi e senza barba. Mario Rui che quasi la ingarga. Insigne al centro verso Mario Rui, deve metterla in mezzo. Ancora Insigne in orizzontale verso Dem. Servito ora Politano, cerca spazio per il tiro, prova a lanciare a liberare il sinistro, finisce altissimo. 84esimo, adesso c'è il momento della frustrazione, dei tentativi frustranti e frustrati, perché 3-1 significa che devi fare 2 gol e non sei riuscito a fare il secondo gol quando eri in un momento un pochino migliore. Figurati se lo fai adesso che sei fragile mentalmente, e quando prendi il 3-1 in quel modo non ti riprendi più. Ti abitui a perdere, pensi che poi la prossima partita c'è la Juventus, una Juventus in fiducia. Zapata fa quello che vuole con la palla, fa quello che vuole. Ottantacinquesimo. Ancora Maxi... No, basta! Ma l'avete visto sto passaggio? A mettere proprio in difficoltà i compagni. Ancora Maksimovic, ancora! Io ne ho viste poche di partite così, da parte di un difensore centrale. Ne ho viste pochissime. Ho sentito dire che voleva un aumento a 2,5 milioni per rinnovare il contratto Maksimovic. Rovina su Zapata e fa fallo. Altra occasione per l'Atalanta. Vabbè. Bobotta in possesso di palla. Serve Dem che allarga su Di Lorenzo. Ancora Dem. Verticalizza su Politano. Prova a servire Petagna, ma non si capiscono i due. Ancora Duvan che anticipa Rachmani. Di Lorenzo, Repolitano, il colpo di tacco non riesce. Ed ora palla a Zapata che punta Rachmani, rientra sul destro, si ferma, torna indietro. Però torna indietro, vedi come è sempre propositivo, è arrivato Gosens per chiudere in attacco.
Che sia differenza? Che sia differenza? Stanno 3-1, giustamente, stanno lisci, stanno tranquilli, è facile. È facile. Però ci fanno chiudere col Torello, hai capito? Diventa umiliante. Bene Bobotta, ragazzi, devo dire la verità. Bobotta mi è piaciuto. Mi è piaciuto e ancora di più si può dire, Gattuso, perché non hai fatto partire Bobotta dall'inizio, perché quel primo tempo è dove hai perso la partita. Lozano se ne va, ne ha scartati 50, il tiro è centrale, ma Lozano da solo se ne è scartati 3. E il Ciuchi, orgoglio messicano, guarda là, il vento, come il vento, non lo fermi, è il solo, è il solo. Vendere tutti i giocatori e ricostruire la squadra intorno a Lozano, È l'unica cosa da fare, venderli tutti, non lo so come si fa, ragazzi, non lo so come si fa la rifondazione. Devi vendere, perché poi ci sono alcuni che perdi a zero, no? Perché perdi Yusai che non rinnova, perdi Maximovic che non rinnova, devi vedere il rinnovo di Insigne perché Insigne l'anno prossimo scade, quindi che fai? Rinnovi per venderlo? È una situazione, tu ci dovevi pensare prima, tu società ci dovevi pensare prima, dopo Sarri dovevamo pensarci. Invece hai perso elementi cardine, sono rimasti altri elementi che comunque quel gioco là non lo possono fare più. Lancio verticale di Demme verso Petagna, troppo lungo, Petagna però lo mantiene in campo con grande generosità e l'Atalanta chiude in possesso di palla, no, recupera Insigne, siamo al 90° e 25 secondi, 3 minuti di recupero, quindi questa potrebbe essere una delle ultime opportunità per cercare di fare un assalto generoso, giusto per far vedere che fino alla fine ci avete provato, ma tanto più di quello non c'è. Chi le stanno pure a riposare, stanno pensando, mamma mia, Maximovic serve Mario Rui indietro per Maximovic prova a servire Di Lorenzo che stoppa il pallone, torna verso Petagna, movimento ad uscire dall'area di Petagna classico, ora è Politano che la mette in mezzo, colpo di mano di Insigne che segna dopo averla stoppata con la mano, netto, viene ammonito ovviamente. E Insigne lo guarda pure, lo manda anche, diciamo, a fanculo, col sorriso però, non come il braccio netto. Demme aveva fatto un blocco straordinario e Insigne aveva fatto un bellissimo gol, tra l'altro, senza tiro a giro, senza niente, stop e tiro secco nell'angolino, però dopo essersela aggiustata con la mano, a dimostrazione che si può fare, a dimostrazione che è questione di centimetri, no? Se il pallone arrivava un pochino più qua e tu non eri costretto a controllarlo con la mano e magari la controllavi col petto, questa era un'azione bella strutturata, si può fare. Manca un minuto, c'è Muriel che salta, che festeggia, perché giustamente è una finale storica per l'Atalanta, che andrà ad incontrare la Juventus in questa finale di Coppa Italia. La Coppa Italia non era una priorità a It Gattuso. E allora che ci presentiamo a fare? Che ti presenti a fare? Non perdere energie, non ti presentare proprio. Fai giocare Cioffi, fai giocare Costanzo e fai giocare Zedadka. Non farmi vedere più Maximovic, non farmi vedere più certi scempi, Yusai, cose, Bakayoko regista, non me le fa vedere più queste cose, non me le fa vedere più. Fai giocare i ragazzi. Se non è una priorità, fai giocare i ragazzini. Così dici io devo dare tutto con la Juventus. Vabbè. È finita. Complimenti all'Atalanta che l'ha giocata bene. Si devono fare i complimenti all'avversario che l'ha giocata bene. Fatemelo dire.
e vediamo un pochino i vostri commenti, ragazzi. Adesso si può fare. Microfono? Non si sente? Falchetto, non si sente? Un po' più alto, un po' più bobbotto? Lo so, Tony, ma chi è che non si è scocciato? Io per primo mi sono scocciato. Io voglio sentire che dice Gattuso, se gli fanno le domande giuste, altrimenti restano solo intuizioni mie. Bakayoko regista, che scandalo, Gattuso via subito. Sono d'accordo con te, Max. Sono d'accordo con te, non si può. È un errore concettuale. Non mi guardo più il Napoli. Aldo, beato te che puoi decidere di non guardare. Io non riesco a decidere come smettere di fumare. Non è facile. Com'è possibile prendere 2-3 gol a partita? Enzo, non è nemmeno questo, perché il Napoli resta con una delle migliori difese, incredibilmente. Quello che noi dobbiamo analizzare è la discesa verticale delle prestazioni e della confusione proprio tattica, scelte proprio assurde, inaccettabili e inspiegabili, alcune inspiegabili. Loose win, non è storica la finale per l'Atalanta, persero con la Lazio qualche anno fa. Grande Riccardo, ovviamente tu ti ricordi queste cose perché storico, comunque è storico, perché l'Atalanta non è che ci va spesso in finale. È storica perché devono provare a vincere qualcosa dopo aver preso tanti complimenti. Comunque la tua è un'ottima precisazione, giustamente tu di Lazio ne capisci. Il Napoli dopo l'Inter è andato in palla totale. Vero, Andrea, vero. L'ultima partita veramente convincente del Napoli fu quella contro l'Inter, probabilmente. Da allora, perché lì sì, si perde, ma si perde giocando bene, non meritando. Poi ci sono altre partite che abbiamo anche vinto non meritando, ci sono partite che abbiamo vinto bene, tipo quella della Fiorentina, però abbiamo analizzato delle cose sbagliate. Pesce Federa Cup, secondo me non è sottovalutabile il fatto che tutto quello che è successo nell'ambiente, insomma, quando Gattuso dice io in questo ambiente non ci sto bene più, io sto bene solo a Castelvolturno quando alleno con il mio staff e con i ragazzi, ma in questo ambiente che si è creato non ci sto bene più. E si crea il cortocircuito totale, assoluto. Ragazzi, siete 420, lasciate un attimo un like per favore, e se non siete iscritti al canale iscrivetevi al canale, perché analizziamo, perché vi faccio sfogare, che ve lo meritate, e vediamo un pochino, solo per valere, ma veramente, perché il Napoli proprio male proprio. E vi lancio un attimo un intervento da parte di un inviato speciale, mentre voi lasciate i like. Sentite che dice: richiediamo la linea, perché i like lasciano il tempo che trovano. Se non siete iscritti a questo canale siete completamente pazzi. Qua stiamo parlando di inviati mandati sotto la neve, che praticamente c'è amore, c'è la neve, lo vedete, amore, c'è il cappellino di Caffè Napoli 1926, fai una figura che non sai manco più dove sei. No, non è ottima come quella che avevo fatto un'altra volta. Chiediamo un'altra linea, perché mo ci ragiono un attimo. Iscrivetevi al canale, sì, un attimo so. Avete sentito? Come reagite? Almeno ci fa sorridere. Io faccio quello che posso, veramente faccio quello che posso, e sono momenti gravi. Allora, ringrazio l'ottima Falco che è stata in chat, ragazzi, un lavoro straordinario dei miei moderatori tutti. La butto lì, Vale, un anno senza coppe e un bel ridimensionamento non sarebbe male a mio avviso. Massimo, sì, perché guarda, questo è un discorso che abbiamo fatto spesso qua. Alle volte vincere qualcosa, andare comunque in Europa, no, ti dà quell'impressione che dici vabbè, magari non va tutto male perché entra Gattuso, le attenuanti di essere entrato in corsa, magari con la squadra fatta da lui, eccetera eccetera, i giocatori, no. È evidente che bisogna strutturare la società, bisogna togliere le mele marce dallo spogliatoio, bisogna ricominciare da capo, dobbiamo vedere
i soldi come sono stati spesi, perché ci sono soldi spesi bene e ci sono soldi spesi malissimo, quindi bisogna analizzare tutto, e può essere, Massimo, che in questo momento magari steccare la stagione, ma veramente, cioè non steccarla in campionato, però comunque vinci la Coppa Italia l'anno scorso, quindi vai in Europa League, steccare tutto, fare un brutto piazzamento in campionato e così ricominci da capo, anche senza le, come si dice, le prospettive, no? Le aspettative, bisogna farlo. Un saluto a mia moglie Giulia, ti amo, un bacio alle mie bimbe, assolutamente. Steve G, ci accodiamo ai tuoi saluti per la tua famiglia, specialmente alle tue bimbe. Ginny e Sofia, forza Napoli sempre. Giuseppe Argento, valore del Napoli di stasera. Vedi, sei riuscito anche stasera ad essere straordinario, efficace e brillante. Sei riuscito anche stasera ad essere brillante. Io senza di te come già fa. Giunto layout, sì Ciro, ci sta anche questo, va valutato i soldi spesi, come li hai spesi, i soldi spesi quanti minuti hanno giocato, quanto sono aumentati di valore o meno. Bisogna analizzarlo. Mark Basile, sono sconvolto. Comunque io manco in eccellenza, ho visto un giocatore come Bakayoko. Mark, fammi aggiungere vicino a Bakayoko che nel secondo tempo un poco meglio. Ma Maksimovic io non l'ho mai visto, io non ho mai visto giocare. Lo stesso Maksimovic non ho mai visto giocare così male, ma in generale ho visto fare delle cose pazzesche. Conte spesso viene criticato per il 3-5-2, ma almeno ha un modulo fisso e i giocatori sanno che fare. Noi invece ogni partita ha cambiato modulo, giocatori messi fuori ruolo, ma Domenico, mettiamoci d'accordo, perché capisco quello che dici tu, però quando invece Pirlo cambia modulo dicono è bravo perché è duttile. Allora hai capito? Quando le cose ti vanno bene è bene essere duttili, quando le cose ti vanno male era meglio tenere l'altro modulo. Torre Falanga. Ora Gattuso ha completamente errato le impostazioni del centrocampo, si aggiungono i due centrali difensivi pessimi, se Gattuso non vedeva Rachmani, e infatti questa è una spiegazione anche importante quando tu dici ma perché Koulibaly non lo fai riposare mai? È perché evidentemente Wayu non si fidava e ha ragione pure di non fidarsi. Si potrà anche dire se non lo fai giocare mai quando ti serve, perché questo diranno domani, se non lo fai giocare mai quando ti serve non te lo trovi pronto, e quindi avranno ragione tutti. Ma veramente non ci credo, l'abbiamo raggiunto ragazzi, non ci credo. E allora Falco, se è così io sono perché il Napoli fa schifo, ma gli amici bellini, Bobotta ha giocato bene ragazzi, Bobotta ha giocato bene, gli amici bellini però sono straordinari, come già fa con voi, amore, siete i più belli, siete i più straordinari, la community più bellina che ci sia al mondo, attenzione, le botte finali. Cadi, è caduto. Vi voglio bene ragazzi, bravissimi tutti. Se non siete iscritti al canale fatelo in questo momento, perché ho in programma di chiamare giornalisti napoletani, gente che analizzerà questa situazione, perché io posso avere delle intuizioni, però non sono un allenatore, non sono un match analyst, non sono niente, le mie sono intuizioni. Adesso noi ci dobbiamo affidare a quelli là dell'ambiente che sanno qualcosa in più, lo sapete, no? Che vi porto i giornalisti eccetera eccetera. Quindi ho intenzione di chiamare altra gente importante che vi farò confrontare con voi, perché come il culo di che poi oggi non male, oggi non mi è dispiaciuto e chiedo conto a Gattuso del perché fai giocare Bakayoko regista e non fai giocare Bobotta. Spiegatemelo. Auguri Valerio, una gioia in questo sperpetuo. Grazie amico mio, veramente sì.
Una cosa che rimprovero tanto a Gattuso: il calcio di Gattuso non è mai stato spettacolare, sapevamo difenderci e costruivamo belle ripartenze. La fase difensiva fa cagare. Capito? Bravo Lore. Ti ricordi che l'anno scorso sapevamo difenderci, che la fase difensiva era ottima, che non prendevamo mai un tiro, magari prendevamo un tiro a partita se indovinavano il tiro della domenica. La fase difensiva era ottima. Cosa è successo? La domanda che bisogna fare a Gattuso, la domanda che devono fare a Gattuso non è non hai visto il veleno? Oggi c'è stato il veleno. Gli dovete chiedere la fase difensiva perché è cambiata rispetto all'anno scorso, che probabilmente tu avevi la coperta corta, che per difenderti tanto non sapevi poi come attaccare. A un certo punto eri diventato sterile, ce lo ricordiamo. Allora tu provi ad essere meno sterile, provi ad essere più verticale. All'inizio di questa stagione stava funzionando pure, perché stavamo funzionando bene, numeri straordinari, dopodiché cominciamo a perdere i pezzi e si va nel pallone più totale, tutti quanti, giocatori fragili mentalmente, lui che comincia. Il cortocircuito tattico per me è quando lui insiste con il 4-2-3-1 ad un certo punto, con giocatori non adattissimi. Antonio Fusco, auguri sempre più in alto, grazie amico mio, grazie mille per il tuo supporto e per essere qui con noi, grazie mille. Vi ricordate? Si è insistito con il 4-2-3-1 con Zielinski e abbiamo tutti detto ha trovato il ruolo a Zielinski. Zielinski sta diventando devastante, segnava tunnel, dribbling eccetera eccetera, stava diventando devastante, però era diverso perché con Petagna è diverso, con Llorente è diverso, con Lozano prima punta è diverso, senza Osimhen, senza Mertens è diverso. Allora a un certo punto si è dovuto ritornare al 4-3-3, però non è il 4-3-3 che mi ricordo io, ragazzi, perché il 4-3-3 che mi ricordo io con Fabian, perché la lentezza di Fabian, ricordiamoci, era bello chiaro ed evidente, era evidente l'alternanza delle due mezze aree ad aiutare la prima punta nel primo pressing. Non è più così. E poi giustamente i tifosi delle altre squadre ci ricordano cose che noi non prendiamo come alibi, però se la fase difensiva si sente la mancanza di Koulibaly e Manolas. Noi non riusciamo a trovare alibi, non riusciamo a dire mancano Koulibaly e Manolas, perché manca troppa gente. Però si doveva e si poteva far meglio. Si doveva e si poteva far meglio. La domanda da fare a Gattuso è perché Mario Rui, Bobotta e Maksimovic giocano nel Napoli? E questa poi va fatta a giuntoli, amico mio. Va fatta a giuntoli. Napoli, no, ho preso questo. Valerio, credo che l'ambiente c'entri ben poco. Gattuso nel secondo tempo ha trovato perlomeno il modo di attaccare faccia alla porta, l'avesse fatto nel primo tempo, poi la difesa ha rovinato tutto. Fabio, questo è vero, nel secondo tempo noi l'abbiamo fatta dal vivo, quindi non si scappa, ragazzi, non è che taglia e cuci, l'abbiamo fatta dal vivo e il passaggio al 4-2-3-1 con Bakayoko e con Zielinski più dietro, siamo stati un po' più pericolosi, siamo arrivati al gol, non è stato un attacco all'arma bianca, Gollini, quante parate? 3? Un 3-4, ma nemmeno poi clamorosissime sinceramente. Ricordo il tiro di Osimhen, ricordo il tiro di Mario Rui, aiutatemi voi a dire le altre situazioni, però era un pochino più propositivo, e il problema è il 4-3-3 con Bakayoko regista, che non può mai funzionare. Il passaggio tra i difensori senza lanciarla mai non può mai funzionare, assolutamente. Ci chiedono Mazzarri, nuovo allenatore del Napoli. Quel pacco 70 milioni sbaglia a porta vuota, non era a porta vuota, calmati con Osimhen, che poi facciamo la fine di Lozano, aspettiamo un attimo. Apposta con Koulibaly giocheranno meglio sabato, ma Koulibaly è ancora positivo, quindi non è detto. Buonasera, ma perché a noi ci ammoniscono in qualsiasi modo? Insigne è basso e l'ha presa col braccio per saltare invece di fermare il gioco come fanno qui, punizione giallo. Mr. Flower, e che da chiarisce. Lo considera fallo di mano volontario e quindi la munizione ci sta. Puoi chiudere un occhio, ma non chiudono mai un occhio.
Mancano i terzini di livello e centrocampisti che rubano i palloni e basta con sti fazzolettini, ma forza Napoli comunque. Sarracino, basta con i fazzolettini, assolutamente. Arriviamo a 500 like, ragazzi, un attimo. Mi date un attimo questi 500 like, un secondo, perché altrimenti che devo fare? Vi devo lanciare, vi lancio, non so se c'è ancora online l'amico Giuseppe Argento, però ha un discorso per voi che riguarda anche Mario Rui. Attenzione, ascoltatelo bene. È così, sono straordinari. I miei iscritti, la mia community è una roba straordinaria. Allora, avevo visto un messaggio che cerco di recuperare, che diceva: non ti piacciono i miei messaggi, hai già capito? Amico mio, non lo riesco a recuperare. Ti sarai reso conto che siamo 500 in live e che i messaggi scorrono velocissimi e che io li prendo a caso? Quello che prendo. Stiamo muro a muro con l'ospedale, non li credetemi, e se non mi volete credere non fa niente, resta a voi. Li prendo a caso, non li gestisco. Vedi, stavo cliccando su Lionar ed è uscito Nando di New Jersey. ADL è il nuovo allenatore del Napoli, aspettiamo il tweet. Bravo, sono io il vostro allenatore. Valerio, la UEFA ha deciso che dal 2024 cambierà la Champions, addio gironi, e ci saranno 36 squadre in un'unica classifica e passeranno le prime 16. Un bel macello. Insigne, con tutto il rispetto, ma è sceso in campo. A parte questo, una cosa è certa: o ci diamo una svegliata o per i prossimi anni siamo fregati. Giuntoli, vattene a casa. Thomas Di Giovanni, dirigente e staff medico da rifare, troppi errori. Grazie Thomas per il tuo supporto e per la donazione. Mi piace che sottolinei staff medico, mi piace, perché alle volte si deve fare anche prevenzione. La cosa straordinaria che avevamo con De Nicola era la prevenzione che faceva su certi tipi di infortuni. Falco che va a ruota. Falco a ruota, 500 like, che community. Grandi guaglioni, grazie mille. Siete, mamma mia, c'è un pullman che è entrato nella living room. Ho sentito il rumore del pullman nella living room. Gattuso metti a Petagna, l'ho urlato per 10 minuti, non me lo sarei mai immaginato. Penso un po', Francesco, a che livello stiamo? Gli infortuni, siamo sicuri che sia solo sfortuna? Vedi, il tema è importante, perché io me lo ricordo De Nicola diceva a Higuain, guarda che con il tuo fisico mangia così, cerca di mangiare così, gli esercizi che devi fare sono questi, perché sennò tu rischi che vai in sovrappeso così. Higuain senza De Nicola diventa quello che diventa, lo sapete. Credo che alcuni infortuni, ora Manolas lo sappiamo che c'ha l'infortunio facile, ma in generale alcuni infortuni si possono prevenire con dei dottori così. Poi i dottori che ci stanno facevano parte dello staff di De Nicola, però bisogna dire la verità che De Nicola faceva la differenza anche all'epoca. Bisogna assolutamente creare un nuovo assetto societario con più figure all'interno della società che facciano da tramite fra presidenza e allenatore. Danilo, Fabio aveva fatto partire la petizione, in questi giorni io mi organizzerò e la faccio partire, change.org, non lo so come dobbiamo fare, dobbiamo avere Salvatore Bagni, direttore tecnico, direttore sportivo, direttore generale, non so quale direttore, ma serve Salvatore Bagni in questa società. Bicarbo Napoli, l'avete sentito, è importantissimo avere una persona che conosce il calcio, che ha esperienza, perché tutto De Laurentiis non può e non deve fare. Io non capisco che sembra che dobbiamo rassegnarci a prendere 2 o 3 gol a partita, non si fa assolutamente per migliorare la fase difensiva, assolutamente niente per migliorare la fase difensiva. È una fase difensiva che sta peggiorando, Luigi, sta peggiorando partita dopo partita.
partita dopo partita. Sta peggiorando, non è che perché mo stiamo cominciando a prendere questi 2 o 3 gol, ma prima no, prima noi prendevamo pochi gol, un tiro, pochi gol. Adesso abbiamo subito moltissimo con l'Atalanta, moltissimo. Abbiamo subito probabilmente di più oggi che quando abbiamo fatto il 3-4-3 cambiando l'andata. Attenzione al viola canadese. Ciao Vale, agli amici bellini, meritate di più. Grazie Gabe per il tuo supporto e grazie per il tuo messaggio. Sono d'accordo con te, sai? Meritiamo di più, è vero, meritiamo di più. Meritiamo di più. È difficile, è una situazione difficilissima. Io non capisco le critiche a Osimhen, un saluto Forza Napoli, grazie Dragon Breaker e Levitan Artemius Blow. Forza Napoli sempre e comunque, non dico niente più stasera, ho detto tutto. Grande Alberto, e grazie sempre per la tua presenza, amico mio. Ho detto tutto, ma che dici con questo ho detto tutto, che non dici mai niente? Che dici? Sto detto tutto, e a me con questo ho detto tutto mi dispone. Con questo ho detto tutto mi dispone, perché dici e non dici mai niente. Bravo. Angela Torre, no, Andrea Torre, siete parenti. Gattuso, bisogna fare i complimenti per quello che stanno facendo i ragazzi. Quindi arrivano le prime dichiarazioni, ragazzi, questo è importante, fatemi copia e incolla delle dichiarazioni di Gattuso così le analizziamo. Poi ovviamente lo sapete, sono dichiarazioni, quindi vanno viste come vanno viste, però cercheremo di analizzare. Andrea Iovine, scossa subito da parte di ADL già da stasera, dispiace per Gattuso perché è stato sfortunato per tutto ciò che è successo, ma serve fermare la Slavina, comunque sei un grande. Andrea, anche io ho parlato di Slavina perché c'erano piccole cose che non andavano bene, che abbiamo analizzato partita dopo partita, anche quando si vinceva, però si sono aumentati, si sono messe una con l'altra. Giuseppe Argento, grazie, ma grazie a te amico mio, grazie a te per essere sempre brillante, divertente e darmi spunti anche per fare una risata, grazie mille. Aria rassegnata, questo mi interessa sapere perché io l'ho visto, ragazzi, stanchissimo Gattuso, già nell'ultima intervista, è proprio stanco, non ce la fa più. È difficile allenare, secondo me si è scocciato proprio. Uno che fa la dichiarazione che dice non è la nostra priorità, mi ricorda quando Benitez disse eppure se non entriamo in Champions League che fa? Ve lo ricordate? Hai sentito Gattuso? Hanno detto cosa ti ha detto ADL? Ha detto non è venuto e si è messo a ridere, sicuramente sarà esonerato. Ok, quindi cosa ti ha detto ADL? Forse dopo la partita? Sì, ma può essere pure che arriva l'esonero adesso, può essere che arriva l'esonero dopo, domani, può essere, è una possibilità, perché comunque si trattava di andare avanti fino a fine stagione. Se venivano, io l'ho detto ragazzi, l'ho detto la scorsa partita, l'ho detto nell'approfondimento, se venivano risultati contro Atalanta e Juventus si andava avanti tranquillamente. Abbiamo perso male oggi non siamo solo usciti dalla Coppa Italia, oggi siamo usciti male dalla Coppa Italia. Quindi quando esci male puoi anche non aspettare la Juventus, perché sai che con la Juventus è difficile che vada diversamente. Quindi quando perdi male si anticipano i tempi. Aspettiamo solo l'esonero, ma in questo caso penso proprio di sì. O stasera o domani. No, ma sono d'accordo Pablox, penso proprio di sì. Quanto perderemo con la Juve? È inutile fare previsioni, ma non la vedo bene, perché la Juve è diventata solida, è diventata, se vogliamo, più allegriana. Quando fanno un contropiede si chiudono bene dietro ed è difficile fare gol, perché se una squadra come l'Inter con Hakimi, Lukaku, Lautaro, Barella, Eriksen, Bastoni, una squadra, tutti i giocatori che giocherebbero titolari nel Napoli, non riesce a fare un gol alla Juve quando si chiudono dietro in difesa. Ragazzi, ma che vi aspettate da Maksimovic, Rachmani, Petagna e company? Che vi aspettate, che il Napoli possa fare gol alla Juventus? Una volta, se li affrontavamo una volta, quando stavamo tutti belli freschi mentalmente, ma adesso è impossibile proprio. Vale, ma il video reaction lo carichi? Amico mio, ho fatto la reazione dal vivo, sono live da 2 ore e 24, quindi probabilmente farò un breve recap domani mattina e quindi farò live reaction e approfondimento domani mattina.
faccio un riassunto giusto delle fasi salienti, dei gol, di qualche cosa. Farò un riassunto domani. Gattuso rassegnato. L'esonero di Maksimovic, Di Lorenzo, lui e Rachmani quando? E ci sta questa domanda, o Santor 7, ci sta questa domanda, perché ho capito che va bene Gattuso, magari tutto a po', però questi giocatori si prenderanno le loro responsabilità, oppure continuiamo a cambiare allenatore, però questi qua devono giocare, e sinceramente vado anche in difficoltà, Esonerate anche Insigne, Osimhen e Mario Rui, e vanno esonerati un po' tutti. Semplici, Villas Boas, Setien, non lo so, amico mio, non lo so. È troppo difficile in questo momento fare delle cose. Io una cosa però ti posso rispondere: prenderei uno solamente per il traghettatore con contratto definito solo fino a giugno. Dopodiché devi già avere le idee chiare per l'anno prossimo, perché non puoi fare mercato, direttamente l'anno prossimo con l'allenatore che già sai, che deve cominciare da zero col mercato fatto da lui, chiunque esso sia. Non voglio ricreare una nuova situazione Gattuso dove arriva uno, magari c'è la scossa iniziale, gli affidi la squadra un'altra volta, ti credi che magari è tutto a posto e invece non sei convinto, perché non era convinto lui, non era convinto della Voglio che si ricominci da capo, bisogna ricominciare tutto da capo. Bene Bobot, è vero Marcello, non male. Dare un segnale adesso forte, c'è l'Europa League, questo hai ragione, Romolo, hai ragione, si può ancora giocare l'Europa League magari con qualcuno che arriva ed è convinto di far bene. È difficile però, perché quelli a spasso è difficile che ti fanno da traghettatore, però magari uno che si vuole giocare la cosa dell'Europa League, non lo so. Allora, vediamo un pochino. Vale, non dire niente, ma godo se perdono in finale Benga maschili, godo più della Juve. Vabbè. Ci sta Pablox, ci sta, ci sono squadre più simpatiche e meno simpatiche. Un bel cambio generazionale, sono d'accordo. Non capisco come Maksimovic giochi in Serie A, faccia così schifo e pretende un rinnovo con 2,5 milioni, amico mio. Se mi chiamano a me bastano 1.500 euro al mese e gioco meglio. Non ho dubbi al riguardo. Vuoi dare la scossa? In estate 20 mezza squadra, ti faccio vedere come corrono quelli che restano. Vediamo, non sarà facile. Allegri non lo vedi a Napoli? Non lo vedo a Napoli, ragazzi, non lo vedo. Bobotta Dem titolari subito, senza dubbio. Sto rivalutando il lavoro fatto da Ancelotti, Andy, Guarda, da un certo punto di vista sì, perché devi dare le responsabilità a certi giocatori, però con Ancelotti alluccava poco, non alluccava niente, si allenavano poco e hanno fatto la fine che hanno fatto. Con Gattuso che allucca, che li fa allenare tanto, e hanno fatto la fine che hanno fatto. Questi giocatori si devono prendere la loro responsabilità, perché con Sarri c'erano allenamento fino alla fine, proprio, capito, le ripetute fino alla fine, gente che non ce la faceva più, però quello era il modo di giocare. Adesso non vedo né quello né quello, non vedo né le letture individuali né un gioco collettivo, è una via di mezzo che non può far bene a nessuno, Si doveva prendere Tuchel, non lo so Mattia, non lo so. Sogno Klopp al Napoli, secondo me verrà esonerato e se ne andrà lui come ha sempre fatto, sarebbe perfetto, ma magari, ma Klopp è un top allenatore. Oddio, guarda, non ti posso escludere niente, perché quando si diceva di Ancelotti io pure ho risposto, ma guarda mai Ancelotti viene a Napoli, eppure venne a svernare, si deve dire la verità, Spalletti neanche mi convince tantissimo. Bielsa e Benitez direttore tecnico, ragazzi, adesso sarà il momento della fantasia, lo so. Sarà il momento della fantasia, delle soluzioni fantasiose, non si farà altro che dire questo. Ecco perché vorrei l'esonero al più presto possibile. Ovviamente tu puoi esonerare solo se c'hai già il sì del prossimo allenatore, non puoi esonerare se non hai già la soluzione pronta. Per questo Gattuso non è che si può prendere collera se quello telefona prima,
Che tu pia gol. Sei stato anche tu telefonato prima che Ancelotti fosse esonerato, questo mi sembra evidente. Quindi il problema è questo, il problema è che essendoci poco tempo tra una partita e l'altra, e questo è il febbraio terribile, perché adesso la Juventus subito sabato, poi giovedì il Granada, poi di nuovo, se non mi sbaglio, l'Atalanta, poi di nuovo il Granada. Sarà difficile? Lucio D'Amato, dopo stasera, un abbraccio anche a te, dopo stasera la domanda è: ma a che cavolo è servito il pullman dell'andata? Certo, perché se tu fai il pullman all'andata ti va pure bene perché li porti a 0-0. Dovevi fare poi il contrario, come ha fatto la Juventus, che fuori casa ne ha messi 2. Però se analizziamo bene, la Juventus mette quei 2 gol con due regali dell'Inter, perché tutti hanno detto che sono stati 2 regali dell'Inter, e la differenza è che quando dai 2 occasioni a Ronaldo le mette dentro. Se dai 2 occasioni ad Insigne magari una la cicca, una la tira fuori, una la tira alta. La differenza è grossa nei giocatori, che poi influenza il discorso degli allenatori, eccetera eccetera. Ripeto, per me, per la situazione in cui stava il Napoli, fare 0-0 con l'Atalanta in casa non era male, con tutti i moduli eccetera eccetera, l'avevi fatto da risultatista, l'avevi fatto bene. Oggi troppo male, oggi troppo male, le scelte troppo male. Non puoi mettere Bakayoko regista, non puoi proprio. Su Maksimovic, su Rahman, ma Kamaric, questo è quanto dovevamo fare di necessità virtù. Ma tu hai Bobotta, ho capito che vuoi far riposare Demme, ma hai Bobotta, non so se Fabian era in grado, Fabian centrale, per amore alla Maron, però la scelta proprio dall'inizio di giocare con Bakayoko centrale e di insistere, perché non è il problema di Bakayoko centrale solamente, perché Bakayoko nel secondo tempo a 2, diciamo, non vertice, ma a 2 gioca un po' come insistere con il fazzoletto di Spacim. È quello che non si può fare con Bakayoko. Devi avere uno velocissimo che di prima gioca bene, altrimenti va in difficoltà. Gliele regali a loro le palle, lancia lungo e vedi che succede. No. Italiano, scelta tipo alla Sarri. Marcello, Italiano ho capito, ma non è una scelta alla Sarri, perché Italiano è un giovane allenatore. Io perché quando Catto dice Gotti, io accetto la provocazione di Gotti, sai perché? Perché Gotti ha esperienza, è un uomo farnuto. Italiano è giovane, Italiano tiene 4 panchine nella sua esperienza totale. Sarri ne teneva miliardi di panchine in tutte le categorie, è cresciuto. Quindi non è una scelta tipo alla Sarri. Serve un allenatore, per questo mi era piaciuta la provocazione di Gotti, perché è un allenatore che è in rampa di lancio, che non ha ancora avuto un'occasione importante, che però ha delle esperienze importanti. Italiano non ha molte esperienze importanti, solo 2 anni con lo Spezia. De Zerbi qualche esperienza l'ha fatta con il Sassuolo, ma ancora è giovane, ancora fa degli errori da giovane. Gattuso fa degli errori da giovane allenatore, fa degli errori che tu paghi poi. Quindi per questo si vorrebbe uno in rampa di lancio che vuole vincere, non già Ancelotti, non già Klopp, ma un allenatore che è in rampa di lancio con esperienza. Però è difficile. Michele Parente, benvenuto. Grazie per la tua presenza. Ragazzi, lasciatemi un like adesso che devo bere. Mi pare che c'è il terzo intervento dell'inviato sotto la neve. Lasciate il like in questo momento perché ha delle cose da dirvi. Ascoltate. Con il sole o con la neve, al mare o in montagna, compra un cappellino 1926 per la tua bellissima compagna. No, questa è buona, questa mi è piaciuta, perché quando hai capito, compri un cappellino 1926, che poi Caffè Napoli 1926, e va bene per lui e va bene per lei. Ma ti rendete conto che cosa meravigliosa? Uno lo fa. Io non lo so, se vi riesco, lasciate un like se vi riesco a strappare un sorriso con Saverio Solito, perché sono momenti di grave
di tristezza, perché i tifosi del Napoli non se lo meritano. I tifosi del Napoli non se lo meritano, ma se sono riuscito a strapparvi un saluto, a strapparvi un sorriso, lasciate un like a volo e vediamo un pochino. Non possiamo prendere De Zerbi? Possiamo fare tutto, amico mio, si può fare tutto. Con De Zerbi però sappiate, il fazzoletto di Sfaccin all'ennesima potenza, proprio prendi gol lo fai di nuovo, insisti, però può essere pure che tu ti metti là, glielo fai imparare, fai le ripetute come facevi con Sarri, il Napoli riesce a riessere convinto dei propri mezzi senza quelle mezze misure, perché è la mezza misura che non va bene. O tu lo fai bene il fazzoletto di Sfaccin sempre e non lanci mai il pallone, oppure ogni tanto lo devi lanciare, che tu lo cominci a fare, poi dopo vai in paura, la devi lanciare male, che non puoi attaccare la seconda palla, così non va bene. Se prendiamo De Zerbi, mettiamoci l'anima in pace, fazzoletto di Sfaccin a tutta forza, Riccardo Sarcià, ho paura di non... ma uscirà sicuramente, amico mio, uscirà sicuramente, oramai è uscito subito, figurati se non esce oggi, è chiaro. Io se fossi ADL da stasera più di mezza squadra in lista trasferimenti, Tra Juric e De Zerbi chi preferisci? Allora, mi piacciono entrambi, ti devo dire, Luciano, mi piacciono entrambi. Però sono estremamente diversi. Juric, a uomo, a tutto campo, bravo a far valere, a far esaltare anche giocatori non eccezionali. De Zerbi ha bisogno di qualità nel palleggio, altrimenti quel gioco là non lo fai. È meglio Chiriches che Rachmani. Capisci? Capisci quello che ti voglio dire? Se prendi De Zerbi è meglio Chiriches che Rachmani. Se prendi Juric è meglio Rachmani che Chiriches. Questo bisogna capire. Serve parlarsi tra di loro. Prendiamo Juric, quali giocatori ti servono? Perché Gattuso ha chiesto solo Bakayoko, Zaccagni l'ha pigliata Giuntoli, Bobotta il Napoli lo seguiva da prima che arrivasse Bakayoko, che arrivasse Gattuso ha chiesto solo Bakayoko, ha chiesto un giocatore di merda, siamo d'accordo, quella era la sua scelta per fare 4-2-3-1, punto. Tutti gli altri giocatori sono stati presi dal Napoli, magari Gattuso non si trovava bene, hanno fatto di necessità virtù, hanno continuato e così abbiamo smascherato che questa rosa non era una grande cosa, assolutamente. Nicola Pagano tifa cosa? Anche no, ti ringrazio, anche no. Mazzarri mi piaceva all'epoca, tanta grinta, ma non ti aspettare un bel gioco con Mazzarri, Mazzarri quando è andato poi in una piazza importante, dopo aver fatto bene con il Napoli, ma era un Napoli che non aveva grandi pretese e poi ha fallito nelle piazze grosse. Quindi ragazzi, cerchiamo di fare nomi nuovi, cerchiamo le minestrine riscaldate, non sono d'accordo. Carlo Alvino ha appena detto che Gattuso non verrà esonerato, ok. Andrew d'Orlando, è lo stesso problema con Sarri, non si comunicava con la società in tempi di mercato. Allora se noi cagniamo continuamente allenatore, ma la società è sempre kill e non viene strutturata, ragazzi, arriva un altro allenatore, non pensiamo che risolviamo niente. E io non sto difendendo Gattuso, assolutamente, oggi non c'è niente da difendere. Ho difeso quando andava difeso, oggi non c'è niente da difendere, gli errori sono evidenti, la confusione è evidente, è evidentissima. L'area tecnica va rifondata a cominciare da Giuntoli, mi spiace per Gattuso ma è fuori, Bakayoko sta bene in mezzo piazza Garibano, troppo cavallo. Ciao bellino anche a te. Tutti questi allenatori top chi li paga? Pure sanno avere. Ma guarda che De Laurentiis lo paga pure, perché come ha pagato Ancelotti per fare stare la piazza tranquilla dopo Sarri, De Laurentiis i soldi li spende e che li spende male, perché quando abbiamo pavato tra Rachmani e Bobot 50 milioni e dai con 50 milioni ne spendevi 30, facevi venire Cavani e poi non te lo vendevi e quindi quello che perdevi di minusvalenza erano gli altri 20, cioè capito quello che ti voglio dire. A me sta bene comprare Osimhen perché magari è un crack e te lo ritrovi l'anno prossimo come è stato con Lozano, a me sta bene,
però alcune altre scelte abbiamo strapagato certi giocatori che poi non fanno parte del progetto. Magari, capito, Bobotta può essere un giocatore che vale 20 milioni, non lo sapremo mai perché gli devi dare minutaggio. Se Gattuso comunque non lo mette titolare neanche oggi e lo fa entrare a partita in corso, vuol dire che non ci siamo. Ma qui non gioca mai, ok, non potevi accettarlo a inizio. È questo che chiedo a Gattuso. Gattuso, hai fatto la cosa con Malqui, hai detto non va buono, Gulam non sta buono, puoi mai fare tutta la stagione con 3 terzini? No, devi dirglielo, ma io non volevo perché ci stanno pochi soldi, io capisco che la società non può spendere, e la paghi tu. Se tu non dici niente, aggiungoli a De Laurentiis, se resti con 3 terzini, paghi tu. È così. Io penso una cosa, questo doveva essere l'anno peggiore per noi, una squadra abituata a mascherare i suoi difetti dietro gli schemi ripetuti, ma questo è l'anno in cui non puoi farlo. Mamma mia, la qualità dei miei iscritti. Perché? Perché giocatori di non eccelsa tecnica e letture, quando si maschera, bravissimo, quando fai in continuazione gli esercizi, quando ti puoi allenare. Questo è l'anno in cui ti puoi allenare pochissimo perché fai a tempo giusto a fare il giorno dopo lo scarico, la rifinitura poi il giorno dopo che ti devi preparare, puoi guardare le partite solo in televisione e devi già partire per la prossima. Questo è l'anno in cui allenarsi è complicatissimo e vengono fuori i difetti di chi è anche più fragile mentalmente, perché quando è difficile allenarti tu ti devi girare e devi vedere però c'è sta Ibrahimovic là, mi sento un pochino più tranquillo. Se sto in difficoltà io bastoni so che posso lanciare verso Lukaku, qualche cosa succeda, Barella accorcia e stiamo più tranquilli. Io tengo a Ronaldo, tengo a Immobile, tengo a Dzeko, tengo a... e dai, e a noi a chi la mandiamo? Mertens che è morto e che con chi ce l'avevamo a pigliare? Perché non dar fiducia a qualche ragazzo della primavera se non ci sono i soldi per prendere un terzino? Chiedo io a te, Stefano, perché? Secondo me sì, ma senza dubbio. Quando la Juventus mette Frabotta dell'Under 23, ho capito che è l'Under 23, ho capito che la nostra primavera fa schifo perché sta ultimo in classifica in Serie B, non so nemmeno dove stiamo. Lo capisco. Errore nostro che non investiamo sui settori giovanili e non siamo in grado. Quindi sicuramente il ragazzo della primavera non potrà essere meglio di Mario Rui, che è un nazionale portoghese, o meglio di Yusai, che è un nazionale albanese. Non può, altrimenti sarebbe un nazionale italiano. Però, arrivato a questo punto, quando tu vedi che comunque, e dagli una volta, e dagli 2 volte, e dagli 3 volte, questi qua non funzionano, perché alla fine tutti i problemi partono anche da loro, vai. Fammi vedere uno nuovo che magari fa un impatto, vedi se questo qua è un predestinato. Fammelo vedere, sono d'accordo. Stiamo inguaiati. Senza dubbio. Senza la qualificazione in Champions, preparatevi ad un triste ridimensionamento. Amico, ok, ma anche l'anno scorso non ci siamo presi in Champions, non siamo stati qualificati in Champions, e poi abbiamo comprato Osimhen per 70 milioni. Quindi non è detto. Può essere anche che non ci sia. Quello che è importante, possiamo chiamare ridimensionamento, che era un ridimensionamento in teoria con Sarri, che poi invece fu la nostra fortuna. Bisogna capire bene, perché altrimenti devi metterti a tavolino e devi decidere che cosa vuoi fare da grande. Sto parlando con De Laurentiis. Che cosa vogliamo fare? Vogliamo essere l'Udinese? Vogliamo essere la Fiorentina? O vogliamo metterci insieme a Roma, Lazio e Atalanta a lottare per quel quarto posto? Questo deve dire il Napoli che cosa vuole fare, perché in questo momento l'Atalanta è più forte, la Lazio è più forte, la Roma mi sembra più forte in questo momento. Se vuoi fare questo, se vuoi inserirti lì e ogni tanto, perché non è dovuto, ogni tanto lottare che c'hai la squadra buona, allora sì, altrimenti diventa difficile. Giuffrida con che coraggio parla, tutti i terzini Giuffrida, mamma mia, veramente magari arriverà Bocà insieme a lui De Zerbi, magari. Rispondo a Stefano perché ADL pensa che l'investimento sulle strutture giovanili sia inutile o impossibile, ma dall'altro lato
va da Cairo e prende Maksimovic a 25 e Dalsers a 25 €. Capito? La progettualità, signori, la progettualità. Allora, ricapitolando, in campionato giocando aggressivi e attaccando gliene abbiamo date 4, oggi Gattuso si difende. Sì, fondamentalmente sì, ma il difendersi non so nemmeno se era volontario, perché all'andata mi sembrava volontario. Adesso mi spiego la difesa con il fatto di mettere Bakayoko là, vuol dire che non vuoi costruire niente. Poi sta troppo in confusione. Ed ecco qua, Francesco, secondo me la squadra è in confusione. Nel primo tempo chi aveva la palla non sapeva cosa fare. 3 settimane fa pensavo che potevamo vincere tutto, poi Koulibaly e addio sogni. Diego, hai ragione che le assenze sono tante, ma le assenze devono partire da Osimhen prima e Mertens dopo. Mertens dopo l'Inter. Da lì si è capito poco e niente, ragazzi. Poco e niente. È inutile che ci ingazziamo della rendita di calcio, non capisce un cazzo, è soltanto un bravo imprenditore. Ma per questo lui deve avere una figura che gli dice: guarda Aurelio, facciamo così. E un pochino probabilmente lui ha delegato a Giuntoli, ma poi voglio sapere nello specifico se Giuntoli ha veramente carta bianca, e me lo devono dire, carta bianca fino alla fine, oppure alla fine decide lui e dice non lo so, Ibrahimovic, facitemi sta zitto, un po' fatto Ibrahimovic, facitemi sta zitto. Ragazzi, tenete 10 like a volo, fatemi sapere se tenete 10 like, perché ci sta un ultimo intervento importante. Grazie per la linea, ma ne farei sinceramente a meno. Qua non se ne può più. Ma c'era un'altra citazione che era importante. Qua la neve è fredda, non è come la nostra che insomma tu ti fai la pallottolina, la neve in Siberia è fredda. Citazione importantissima che voi direte nei commenti, e che la dice nei commenti è il mio eroe, è il suo eroe. È facile per rientrare a Vierind, perché si è anchilosata la mano, sta a mano tipo braccio di De Laurentiis, così. Grazie a tutti per aver partecipato a questo ennesimo contest. Vediamo un pochino di non farci prendere perché comunque siamo sui tetti, i gatti sui tetti. A te la linea. Insomma, anche il mio inviato ha individuato nelle manine, però non è vero, Saverio Solito sbaglia, perché i soldi sono stati spesi, ma sono stati spesi male, assolutamente. Voglio Benitez come dirigente sportivo. Mario Rui e Yusai erano terzini titolari al terzo anno di Sarri. Ci ricordiamo come uscivano palla a terra e perché? Perché c'erano gli schemi e c'era sempre un compagno a supporto. Bravo Alessandro, bravissimo Alessandro Fiore. Perché? Perché quando giochi semplice l'importante è farsi vedere, il terzo uomo, no? Palla da Albiol a Mario Rui, per esempio, palla da Albiol che salta Koulibaly, c'è Jorginho che ti detta il passaggio. Bakayoko non lo fa. Elmas non lo fa, Zelinski lo fa perché sa ricordo, ma non lo fa bene. Allora c'è modo e modo, non è il 4-3-3, c'è il 4-3-3 di Sarri, dove tutti si fanno vedere e ti danno ti dettano il passaggio. Jorginho era maestro di questo e Demme un pochino lo fa, Demme in tutte le sue cose che fa, Demme lo fa. C'è il 4-3-3 di Klopp, dove lanci lungo, le difese impazziscono, aggredisci, le ali sono più punta della punta, col falso 9 aggredisci cambi di gioco, eccetera, eccetera. Ci sono lo schema non serve a niente, tu devi dire a questi giocatori cosa devono fare e avere un'idea di gioco precisa. In questo momento l'idea di gioco che era precisa a inizio anno, quella di Gattuso era precisa, l'idea di gioco della verticalità per lanciare Lozano ed Osimhen, è venuto completamente meno. La confusione parte sul fatto che con Petagna e con Zelinski volevi fare lo stesso gioco che facevi con Mertens e Osimhen. Non si può fare, devi cambiare, devi adattare, ritorni al 4-3, ma resta questa cosa ibrida, perché hai Lozano, non hai Callecon, è diverso, è tutto diverso. Allora non hai fatto né Kell e né Kell.
fai le preventive, fai la difesa con non funziona, così non funziona. Signora, la classifica degli XG, voi dite che è tutta colpa di Gattuso, dico in generale, arriviamo a 700 like, carissimo Lionel, allora io ce li dovrei avere qua perché nel momento in cui parliamo di Gattuso eccetera eccetera, facciamo vedere l'amico Lionel che cosa aveva preparato, ok? C'è anche il suo logo qui, guardate che bellina la grafica. Questa è la classifica aggiornata secondo parliamo di Serie A, parliamo di Serie A. Classifica che lui ha arrotondato con gli XG, cioè a seconda dei gol creati dal Napoli. Attenzione, prima della Slavina, questo è aggiornato all'ultima partita. Il Napoli con i gol potenziali, quelli poi non fatti, quindi parliamo dei giocatori che sono fragili tecnicamente, che sbagliano eccetera, ma gol quasi fatti, presupposto di gol, il Napoli sarebbe primo in classifica con 48 punti, Inter, Juventus, Atalanta, Milan e guarda chi c'è pure, l'Udinese sesto in classifica. Questi sono i gol secondo gli XG, quindi azioni clamorose che il Napoli non segna perché non segna eccetera eccetera. Io ringrazio Lionel per l'approfondimento. Dopodiché gli XG non spiegano però, e dobbiamo dirlo e dobbiamo essere onesti, non spiegano la Slavina, cioè come si dice, l'involuzione. Voi dovete andare a vedere tra i miei video, c'è un video che si chiama Involuzione. Da allora il Napoli è andato in involuzione, abbiamo cominciato a giocare peggio, abbiamo cominciato a subire più azioni da gol e abbiamo cominciato a crearne di meno. I nostri numeri sono ancora, le statistiche sono ancora alte perché ci manteniamo sui 6-0, i 4-0, i 4-1, tutti gli exploit che abbiamo fatti. Quelli sono numeri drogati, perché quando ti va bene ti va tutto bene e quando ti va male comincia ad andarti tutto male. Ragazzi, questo è importantissimo. Allora ragazzi, siamo arrivati a 600 like, è una richiesta, è una domanda che vi faccio. Gotti miglior allenatore, e infatti l'ha già studiato sto fatto i Gotti, Gene, lo devo studiare assolutamente, lo devo studiare. Ma perché o peggio solo del chilo che non vuoi sentire, Gattuso le ha provate tutte, non giusta niente da fare, so ciucci. Questo è vero Salverà, è vero, è pure vero. Poi qualcuno potrà dire, se le provi tutte i ciucci non imparano, perché li fai cambiare troppo. E poi se invece rimani sempre con lo stesso schema, con il 4-2-3-1 che voleva insistere, bisognava essere duttili. I risultati faranno poi il giudizio generale come sempre. 619 like, Maria Elena, io ti ringrazio per l'aggiornamento. 630, faccio lo cazzo. Non vedo l'ora che arrivi l'esonero di Gattuso per divertirmi vedendo il Napoli andare peggio. La tocca pianissimo Walter. Io Lampard non lo so, non lo so. Adesso fare i nomi è inutile perché io non posso, non mi metterò mai a giudicare un allenatore se non l'ho visto nella mia squadra in questo ambiente, vedersela con questi vi ricordate Benitez? Quando diceva bisogna stare spalla a spalla, perché cominciava a vedere i giornalisti contro di lui e alle prime difficoltà diceva ma non ci capite, ma iate contro a me, cioè state andando contro il Napoli, dobbiamo andare avanti spalla a spalla, si in pausa, spalla a spalla. Benitez già era capito che in questo ambiente non si può fare niente, che appena succede una cosa dobbiamo buttare tutto a mare con tutti i panni. Gattuso l'ha detto 2 settimane fa, io qua non ci sto bene più. Gattuso che dice che io qua non ci sto bene più, il contratto, il cazzetto nel cassetto, lì finisce la storia di Gattuso. Poi lui andrà avanti perché probabilmente finché non lo esonerano, perché lui in campionato sta a 3 punti dalla Champions, in Europa League deve ancora continuare, siamo usciti dalla Coppa Italia ma l'ha vinta l'anno scorso. Noi analizziamo l'andamento, il trend, che è importante analizzare l'andamento. Lui se vede i numeri, lui sta ancora tranquillamente. Responsabilità dei giocatori e situazione ambientale importantissima da non sottovalutare. Gattuso dice io qua non ci sto bene più perché si sente attaccato sul personale, la pescheria, tutte quelle cose brutte dette. Dopodiché De Laurentiis che fa quello che fa, Giuntoli eccetera eccetera, dice
dichiarazione non è una priorità, la cosa significa che io la Coppa Italia già l'ho vinta, la mia priorità adesso è priorità personale, come fu Sarri, ricordatevi come fu Sarri che non fece giocare Maggio, priorità personale, record di punti assoluto che nessuno toglierà. La priorità personale adesso di Gattuso è andare in Champions, perché ci è arrivato a tanto così con il Milan e vuole arrivarci per priorità personale. Ovviamente in campo ci va una squadra che la gamba non la lascia se sente queste cose gravi, sono cose gravi, ma questo è quando praticamente non c'è coesione tra la società, i giocatori e l'allenatore, e si è creato questo conflitto e questo cortocircuito totale dove ognuno dà la colpa all'altro, perché ognuno sta dando la colpa all'altro e nessuno ha torto, se vogliamo essere onesti, nessuno ha torto, e si è creata questa cosa qua. Adesso se De Laurentiis ha pronto il traghettatore, lo fa fuori è perché la scossa serve. Gattuso da solo abbiamo capito che non se ne va, si continua fino a così. Se recuperano gli infortunati magari può succedere qualcosa, ma in questo momento io la vedo nera, ragazzi, la vedo nera e bisogna essere onesti, perché io vi dico sempre quello che penso. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi voglio bene, devo bere, no, ma in realtà mi devo calmare perché siamo a 3 ore di live, perché abbiamo fatto questa cosa nuova, un esperimento che non so, mi dovete far sapere voi se vi è piaciuto o se preferite prima aspettare la reaction e poi andare live, perché altrimenti io così non reggo, la panza di Bobotto. Tutti Gattuso out, poi arriva un direttatore, fa più schifo di ora e tutti a rivolere Gattuso, tifosetti, ma succederà, amico mio, succederà. Benitez subito a fine stagione, poi passa a fare il manager e si prende De Zerbi. Sono tantissime le possibilità, salverà, però bisogna vedere De Laurentiis che vuole fare. Comunicazione da parte della società, a parlare in TV, rassegnare, ma non dovrebbe andare nemmeno lui, Lionel, non dovrebbe andare lui, dovrebbe andare una figura al posto suo, vedi? Spalletti on folle, finirebbe solo peggio. Indegni. Come si può partire dal basso con Maksimovic e Rachmani? È una domanda che mi faccio anche io. Per le partite di Coppa Italia diciamo che è un esperimento riuscito, diciamo per le partite di Coppa Italia. Fabio, diciamo che le partite di Coppa Italia. Buonasera Extreme. Se ti dessero la possibilità, cosa vorresti al Napoli? L'allenatore o qualche altra figura di spicco? La figura di spicco. È chiaro che Gattuso adesso va cambiato, ma perché è lui che non vuole rimanere, a prescindere da quello che penso io. La figura di spicco Extreme. Serve Salvatore Bagni, serve uno o lui o un altro come lui, perché qua solo De Laurentiis non va bene. Ragazzi, vi voglio bene tutti, grazie per il supporto, grazie per le donazioni, grazie per i like. Bobotta ha fatto il suo dovere, secondo me Bobotta ha fatto il suo dovere. Vi lascio, sapete perché? Perché siamo a 3 ore, sto stanco, ma voglio fare l'approfondimento tattico che posterò domani mattina nel breve, sapete, no? Sempre alle 9 del mattino il video del post partita importante, perché devo rivedermi la partita. Pensate un po', ma già rivedere la partita perché devo capire bene dove hanno sbagliato i singoli e dove ha sbagliato la fase difensiva tutta la squadra. Devo rivedere le cose buone e devo farvi capire quello che io intuisco. Dopodiché possono essere così, possono essere colì, non lo sappiamo mai, non lo sapremo mai. Se non fanno le domande adatte a Gattuso in conferenza stampa, se cominciano a fargli delle domande un pochino più interessanti, io ci capisco qualcosa in più. Se gli chiedono sempre il veleno, non serve a niente, quindi così. Per tutti quelli che non sono riuscito a leggere, vi chiedo scusa, vi voglio bene, iscrivetevi al canale che domani, quello che io faccio sempre, e quelli della prima ora possono dirlo, io se non riesco a leggervi in live, perché ne siete tantissimi, leggo i commenti con domande sull'approfondimento del giorno dopo, quindi chiedo scusa a chi non sono riuscito a leggere, lo sapete, 500.000 persone sono su lì, ma voi commentate e io vi rispondo sempre così a posteriori. Grazie a tutti, vi voglio bene, benissimo, non bene, benissimo, e ci vediamo presto, e nel dubbio buon martedì, perché c'ha ragione anche lui. È proprio così che funziona. Quando non sai, nel dubbio buon martedì.
Dai! Fragili mentalmente, sono 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 fragili mentalmente. Cucina di mattina, Meret e Vilo tu. Di Lorenzo, mo ci penso, più sai non sia mai, ma il quit è chi l'ha visto, Mario Rui è sempre lui, Kulamo, in realtà lui organizza le giveaway su Instagram. Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente. Vabbè, andatevelo a vedere su Spotify oppure stesso il video che trovate su YouTube, fragili mentalmente, con l'hashtag, e vi divertite. Buonanotte. Buonanotte. Staveti bene. Chi è che diceva staveti bene?